Allora, scusate che devo anche organizzare 21 e 5. Bon, avanti, riprendo. Qua, perché devo fare per Alexis, poverino. Florio Favero. Presente. Stiamo facendo l'appello, Sì, sì, presente, grazie. Arreghini Silvia. Presente. Marchesano Leonardo. Presente. Antonio. Bertoncello Antonio. non lo vedo. Qualcuno avverte il consigliere Bertoncello, gentilmente? Un attimo perché vi state collegando. Bertoncello Antonio. No. Bertilla Bravo. Sì, Bertilla Bravo. Presente. Sì. Bertona Paolo. Presente. Rigo Irina. Presente. Mascarin Gastone. Presente. Borsanuto Angelo. Presente. Mario. Presente. Rec Maria Teresa. Hai sentito? Rodriguez. Presente. Senatore Maria Teresa. Presente. Stivalle Renato. Presente. Vedo il consigliere Bertoncello. Sì. Presente. Stivalle Renato presente. Terenti Marco. Presente. Vidini Andrea. Presente. Ranuto Alessandra. Presente. Sono le 21:06 in questo momento, i presenti sono 17. Riprendiamo il lavoro, poi i capigruppo trasmetteranno quanto è emerso dalla riunione e quindi ci sarà poi un proseguio nei giorni futuri, quindi vi spiegheranno tutto. Noi ripartiamo dal 7° punto. Contratto di servizio mensa scolastica, riconoscimento debiti fuori bilancio anno 2020. Sesta commissione, prego, consigliere Stival. Sì, grazie Presidente. Avevamo detto prima, specifichiamo che praticamente il ditta che ha il servizio di mensa scolastica, a causa del Covid e anche del perdurare nel tempo del Covid, ha dovuto assumere delle prescrizioni per la somministrazione dei pasti, nonché tutto quanto l'aspetto igienizzante e di sanificazione relative alla distribuzione dei pasti. Questi conteggi non erano ovviamente ottemperati nell'appalto iniziale, anche perché nessuno prevedeva la pandemia, e a fine anno ha presentato ovviamente i costi relativi alla somministrazione dei pasti e alla sanificazione e igienizzazione per poter svolgere il lavoro. Era passato in commissione e anche questa aveva avuto un dibattito abbastanza approfondito. Grazie, consigliere Stival. Posso fare una domanda, Presidente? Sì, prego. Ripeto, mi scuso, ma la sera in cui c'è stata la commissione io per questioni di lavoro non ho potuto essere presente. Ma la gara d'appalto quando è stata fatta? Ok. Sì. C'è Quando? In che data? Risponde. Chi risponde? Consigliere Datri, chi risponde? Consigliere, scusi, dottor Datri, rispondete voi? Tranquillo, grazie per la, no, scherzo, grazie per la nomina, scherzo. Allora, è riportato nel testo della proposta di deliberazione, è a settembre del 2020, l'aggiudicazione. Rispondo per quello che so, nel senso che non è
una cosa che origina dalla mia area, quindi rispondo per quello che leggo. Certo. Sì, allora faccio un'altra unica domanda. Come si fa a dire che non si sapeva della pandemia? Cioè, la pandemia è iniziata a inizio 2020, No. le procedure di sanificazione era evidente che avrebbero dovuto essere svolte non solo per quest'anno, ma credo che purtroppo ne avremo a che fare con questa cosa per molto tempo ancora, per cui Posso provare a dire una cosa? Chiedo scusa, consigliera Irina Drigo, lei ha ragione perché mi sono espresso male io. Io stavo dicendo, infatti poi nel mio discorso mi ero anche corretto e ho detto che il perdurare della pandemia che non era quantificabile. Chiedo scusa, ha ragione lei. Non era quantificabile, ma era ovvio che per quest'anno scolastico e probabilmente anche per il prossimo le procedure di igienizzazione e sanificazione sono obbligatorie, cioè siamo ancora in pandemia, quindi da settembre a dicembre e a marzo, aprile, maggio, giugno sicuramente, ma probabilmente anche per il prossimo anno scolastico, queste cose dovevano essere, secondo me. Scusate, io vedo che il dottor Datri vuole ancora riapprofondire perché è una questione di sovrapprezzo, se non mi ricordo male. No, allora, torno a ripetere, non lo dico più, riferisco quello che so per quello che mi è stato detto dagli uffici che hanno seguito questa cosa. Allora, è vero, la pandemia c'era e si sapeva che ci sarebbe stato un surplus. La scelta che è stata fatta, insomma, dagli uffici che si sono occupati di questa cosa è stata quella di aspettare una quantificazione complessiva e verificare in qualche modo in una interlocuzione con la ditta quello che poi doveva essere l'importo complessivamente da riconoscere in termini di maggiorazione Covid. Questo alla luce del fatto che comunque gli stanziamenti di bilancio erano capienti, quindi non si sarebbe fatto ricorso ad altre forme di finanziamento, quindi l'utilizzo dell'avanzo, la più tipica per il riconoscimento del debito fuori bilancio, ma quindi in qualche modo i soldi erano sullo stanziamento del capitolo di bilancio e hanno aspettato a fare l'impegno nel momento in cui hanno avuto una contezza precisa di quella che era la cifra da corrispondere. Questo è quello che so io. Grazie. Prego. Consigliera Retta, lei. Sì, grazie. Aggiungo a quello che ha detto la mia collega Drigo che con sicurezza si sapeva che ci sarebbe stato un'aggiunta e diciamo una diversa somministrazione, un diverso consumo dei pasti all'interno delle scuole che sarebbe durato almeno tutto quest'anno, perché c'è stato comunicato prima dell'inizio dell'anno scolastico e quindi proprio nei giorni in cui c'è stata l'aggiudicazione alla nuova ditta. Ho un paio solo di curiosità, non per tornare nel merito di quali siano i ruoli all'interno di un ente locale, quindi i differenti ruoli tra ufficio e amministratori, però mi chiedo, è l'ufficio che decide di aspettare e quindi che un'attesa che poi provoca insomma quello che noi oggi discutiamo stasera, oppure c'è un assessore e in questo caso credo anche l'assessore della nuova amministrazione, perché forse basta parlare della vecchia, che doveva in qualche modo magari capire, vigilare, controllare, prevedere e quindi forse già nel bilancio che ci è stato presentato ipotizzare, quantificare una cifra che io credo si potesse ipotizzare, nel senso che già si sapeva quali sarebbero state le necessità e quindi perlomeno ipotizzare. Quindi perché non era stato considerato già nel bilancio 2020 nessuna cifra per affrontare queste spese che, ripeto, erano state comunicate anche a tutti gli utenti della scuola, a tutti i genitori, prima dell'inizio dell'anno scolastico. Quindi sembra quasi una cosa caduta nel nulla. Fortunatamente che il governo, insomma, aveva disposto le risorse che dovevano in qualche modo sollevare o comunque sostenere, venire incontro alle spese aggiuntive che la pandemia sta provocando e fortunatamente queste spese queste risorse si possono spendere anche nel 2021, se no insomma
poteva essere anche una situazione un po' di difficoltà, per cui io credo che questa fosse una cosa che si poteva tranquillamente prevedere, forse si poteva evitare di arrivare a porla in consiglio in questi termini stasera. Grazie consigliere Rett. Do la parola al segretario che vuole puntualizzare prima di proseguire. Io dico una cosa sola che ho detto anche prima alla riunione dei capigruppo. La delibera, se questa sera viene riconosciuta come debito fuori bilancio da parte di questo Consiglio Comunale, è evidente che viene trasmessa alla Procura della Corte dei Conti. La Procura della Corte dei Conti accerterà quali sono le responsabilità e se ci sono responsabilità in capo ai funzionari, purtroppo davanti alla Procura della Corte dei Conti ciascuno risponderà per il suo. La politica in questo caso ha un obbligo stasera, di riconoscere il debito fuori bilancio, perché questo prevede il testo unico degli enti locali. E quindi io mi sento di dare un consiglio accorato al Consiglio Comunale. I debiti fuori bilancio da parte del Consiglio vanno riconosciuti perché è un compito del Consiglio previsto dalla norma. C'è la Procura della Corte dei Conti poi a decidere di chi sarà la responsabilità. Se ci sarà. Se ci sarà. Non lo faccio io in un controllo preventivo, non lo fa il Consiglio Comunale che non è competente a fare un controllo, lo fa chi è il soggetto competente ed è la Corte dei Conti e la Procura non è una sezione di controllo, è una sezione giurisdizionale, la decide, non c'è nessun dubbio. Quindi per me il Consiglio Comunale, ognuno deve assumersi le sue responsabilità, ciascuno per la sua parte. Io, se la Corte dei Conti mi dirà che dovrò agire in qualche maniera, agirò nel modo in cui mi dirà la Corte dei Conti nel suo controllo successivo. Ma in questo momento tutelo il Consiglio Comunale intero dicendo riconoscete il debito perché fa parte dei vostri compiti come consiglieri comunali. Tutto qua. Allora, Assessore Salvador, voleva aggiungere qualcosa? Vedo la mano alzata oppure avete già detto? No, io voglio solo spiegare un passaggio. Si sapeva della maggiorazione Covid, ma sapere che c'è una maggiorazione e avere l'esatta quantificazione è una cosa diversa. Si è andati avanti diverso tempo per capire qual era esattamente la maggiorazione, anche perché c'era inizialmente uno spiraglio per poter anche contenere gli importi. Aggiungo un'altra cosa, che sempre a posteriori è sempre facile fare tutti i conteggi in maniera perfetta. Gestire la scuola e i trasporti della scuola nel 2020 non è stato semplice, non solo perché ci sono state delle sospensioni e quindi questo ha alterato i conteggi. Ricordo anche che c'è stato anche un passaggio da Gemez a Euroristorazioni e a complicare tutto poi è intervenuto anche tutta la parte dei trasporti. Ora, la quantificazione perfetta l'abbiamo avuta con le fatture e oggi, ancora oggi, gestire esattamente la mensa non è facile, tra chiusure, sospensioni e malattie. Dopodiché, certo, forse gli uffici devono essere talmente prudenti da stanziare cifre molto più alte per essere certi sempre di rimanere all'interno. Comunque questo importo è completamente coperto negli stanziamenti del 2021. Grazie. Consigliere Terenzi, a lei e poi la consigliera Rett. Sì, io continuo un po' nel solco delle mie colleghe, della collega Irina Drigo e in particolare della collega Rett, per dire che già nel mese di settembre, da che mi risulta, erano già stati determinati i protocolli di sanificazione e di igienizzazione legati ai comportamenti da tenere e legati anche ai dispositivi di sicurezza da acquisire e da distribuire al personale competente oltre alla formazione a scopo preventivo rispetto alla pandemia che stiamo purtroppo soffrendo da tempo. Quindi i protocolli erano già stati definiti, diversamente le strutture non avrebbero potuto avviare le loro attività, ivi compresa le ditte di ristorazione. Ora, io non so perché
in sede di appalto non sia stato già chiarito questo aspetto, perché la pandemia è in una fase espansiva nel mese di settembre. Purtroppo era iniziato il tutto nel mese di febbraio del 2020 e ripeto, le attività di utilità sociale e che avevano comunque ricevuto dei mandati di continuare nonostante l'episodio pandemico, erano forniti dei protocolli di sicurezza. Quindi le ditte sapevano bene come dovevano comportarsi e sapevano bene anche quali fossero i DPI che dovevano essere utilizzati e sapevano bene anche quali erano i processi di sanificazione, i tempi per la sanificazione. Anch'io, quindi, al pari della mia collega Rett, non riesco a comprendere come a settembre questa cosa non fosse chiara. E d'altra parte, da settembre a dicembre c'è comunque un margine, dico, per eventualmente agire e per eventualmente intervenire adeguatamente anche a livello contabile. E devo dire che questa a me sembra di poter dire sia una condizione, una situazione che poteva essere prevista con gli adeguati strumenti autorizzativi e contabili. Grazie, consigliera Rett. Secondo intervento. Sì, allora, volevo dire due cose. La prima è che sappiamo perfettamente che c'è stato il passaggio da Gemeax ad Euroservice e dovreste saperlo anche voi perché eravamo nel pieno della campagna elettorale, quindi nel passaggio dalla vecchia amministrazione alla nuova, cioè più o meno gli stessi che state governando più o meno insieme da praticamente 6 anni con questo. Quindi è chiaro che lo sappiamo. È chiaro che sapevamo perfettamente, come dice il mio capogruppo, che eravamo già in pandemia e che la pandemia sarebbe perdurata. Per cui io capisco tutto, però basta dire è stato tanto difficile gestire la scuola in questo periodo. Lo sappiamo, però siete amministratori, siete chiamati soprattutto a gestire le difficoltà. E sottolineo il punto del mio capogruppo Terenzi. E si sapeva, adesso sto cercando la delibera per vedere se ci fosse cenno anche nelle delibere di aggiudicazione, si trattava solo di programmare, per cui si poteva comunque ipotizzare e inserire in un bilancio di previsione o comunque si poteva sollecitare la ditta a non fatturare in aprile. Questo perché? Perché io, segretario generale, la ringrazio di aver ricordato il nostro compito da consiglieri questa sera, però è anche nostro diritto discutere, soprattutto se ci troviamo in un consiglio comunale con tutti questi debiti fuori bilancio, per cui come consiglieri e rappresentanti dei cittadini credo sia nostro dovere chiedere spiegazioni e discutere. Poi il nostro compito lo faremo sicuramente al meglio delle nostre possibilità. Grazie. Grazie. Sì, se posso, se no rinuncio. L'intervento, certo. Semplicemente per rafforzare il ragionamento appena fatto dai miei colleghi consiglieri, perché nel settore ci lavoro e so perfettamente come funziona questo meccanismo e l'amministrazione aveva tutto il diritto e soprattutto ci sono gli strumenti per poter tenere monitorata la spesa rispetto a questa cosa qui, proprio perché si lavora in una situazione di emergenza, le cose sappiamo bene possono cambiare di giorno in giorno perché le disposizioni dell'Istituto Superiore di Sanità, le disposizioni del Ministero della Salute per lungo periodo sono cambiate molto spesso in quest'ultimo anno e le aziende che fanno questo tipo di lavoro si sono adeguate e soprattutto nel momento in cui avevano a che fare con amministrazioni pubbliche che possono andare dai comuni alle aziende sanitarie a qualsiasi altro ente appunto dell'amministrazione pubblica insomma erano assolutamente tenute a rendicontare tutta l'attività mese per mese, se non addirittura anche settimana per settimana, proprio per una logica di contabilità dell'ente pubblico che deve rispondere ad alcuni meccanismi, ad alcune regole per evitare di ritrovarci in situazioni come quella che stiamo vivendo questa sera.
E sì, ci tengo anch'io a sottolineare che apprezzo molto l'appello della segretaria, lo capisco, lo comprendo, però appunto anche noi abbiamo un ruolo da rispettare e mantenere, e quindi è giusto che venga fatta chiarezza su questi aspetti e che i cittadini siano a conoscenza delle cose successe in questi mesi. Grazie, consigliere Adrigo. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, consigliera Reghini, prego. Sì, se posso, già hanno detto tutto i miei colleghi, una riflessione che faccio a voce alta, visto che ne abbiamo parlato ieri, ne ha parlato il mio capogruppo ieri, rispetto anche alla riorganizzazione del personale, del carico dei lavori, perché mi sembra evidente che se c'è un dirigente di un'area finanziaria che deve spiegarmi cosa è successo per un appalto di una gara che riguarda un ufficio scuola, che a quel tempo mi risulta, ma potreste correggermi, fosse in capo al segretario, non al nostro segretario, ma al segretario uscente, che come ha ricordato ieri il mio capogruppo era oberato di diversi servizi e attività. Forse sarebbe bene pensare veramente a una riflessione sui carichi di lavoro, anche in considerazione di settori quali la scuola e la dimensione del sociale, che hanno bisogno di dirigenti che si occupano in questo momento di pandemia solo forse di queste attività, perché sono attività importanti. Chiaramente non è un invito a veramente fare una riflessione rispetto alla pianta organica e ai carichi di lavoro, perché a me hanno insegnato che chi lavora sbaglia, però se uno lavora su un sacco di cose non è che può anche far differenza, e questi poi sono gli errori che si pagano, perché come hanno detto i miei colleghi consiglieri precedentemente, questo è un debito fuori bilancio che si poteva tranquillamente prevedere per le ragioni che hanno detto. Grazie. Grazie, consigliere Reghini, prego. Se ci sono altri interventi. Provo ad aggiungere qualcosa, visto che comunque io non c'ero ovviamente nella precedente, ma leggendo la proposta di delibera, credo di evidenziare ciò che hanno detto i consiglieri che mi hanno preceduto, e in modo particolare la Irina Drigo, che ha fatto una puntualizzazione molto interessante, e credo sia stata un po' l'interpretazione che hanno dato gli uffici, perché essendoci appunto sì l'aperturare della pandemia, sì una mutevolezza che continua, molto probabilmente, a questo punto interpreto perché, ripeto, non c'ero, è stata fatta una valutazione del tipo: siccome non sappiamo quali saranno, se magari potrebbero essere dei costi successivi per altre cose, per non fare una continua adeguamento dei provvedimenti necessari appunto a superare questa cosa, facciamo a consuntivo a fine anno, perché da quello che leggo questo io interpreto. Spero che sia stata così, ma sicuramente gli uffici hanno fatto una valutazione di questo tipo, perché appunto c'era appunto anche questa continua mutazione di provvedimenti, di misure, di cose da fare, che ovviamente ha determinato questo. Mi hanno preceduto più di qualcuno dicendo che il 2020 è stato molto particolare, e credo che anche in questo caso sia stato più particolare rispetto a altri casi. La fatturazione però è intervenuta a febbraio del 2021, collega, questo è il tema. Sì, ho capito, ho visto, però è riferita al periodo, ovvio. Grazie consigliere. Se non ci sono altri interventi, io pongo in votazione il provvedimento, chiedo al segretario per cortesia. Grazie. Sempre la doppia votazione. Florio Favero. Favorevole. Arreghini Silvia. Contraria. Marchisan Leonardo. Favorevole. Bertoncello Antonio. Sì.
Antonio? Accende. Contrario. Bravo Bertilla. Non sento. Ti sentiamo. Favorevole. Ok. Dalla Buona Paolo. Favorevole. Drigo Irina. Contraria. Mascarin Gastone. Favorevole. Morsanutto Angelo. Favorevole. Pizzolitto Mario. Favorevole. Ret Maria Teresa. Contraria. Rodriguez Riccardo. Favorevole. Senatore Maria Teresa. Favorevole. Vival Renato. Favorevole. Renzi Marco. Contrario. Indigni Andrea. Contrario. Zanutto Alessandra. Favorevole. Ok, il provvedimento è approvato, grazie. Passiamo all'ottavo punto. Applicazione quota parte dell'avanzo di amministrazione 2020, sesta commissione, il 19 aprile. Prego, consigliere Stivali. Sì, grazie Presidente. Anche questo punto è passato nella commissione, ha avuto l'adeguata spiegazione da parte sia dell'assessore che degli uffici, e praticamente si va con questo provvedimento a rimpinguare i soldi a disposizione per le manutenzioni, nonché a trovare delle risorse per quanto riguarda l'acquisto di attrezzature e arredi per il perfezionamento del spostamento di alcuni uffici, e per ultimo anche sono trovate le risorse da destinare anche in questo caso per il tessuto socio-economico colpito dalla pandemia, per 50.000 euro per quanto riguarda le attività imprese commerciali e 50.000 euro per quanto riguarda le imprese artigiane che appunto soffrono durante il periodo di pandemia. Grazie. Grazie, consigliere Stivali. Ci sono interventi? Posso? Sì, prego, consigliere Bertoncello. Si riferisce alla 62, vero? Sì. Microfono acceso, sì, confermo. Punto, sì. Allora, alcune considerazioni. Io ho cercato di chiedere all'amministrazione comunale quali erano le ragioni o cosa si intendeva fare anche in commissione rispetto all'utilizzo di avanzo di amministrazione riferito a una serie di interventi manutentivi. Allora, ho ricevuto una risposta dove mi si dice, con riferimento alla sua richiesta pervenuta con protocollo 19.4 avente per oggetto la proposta di deliberazione consigliare 62, informo che lo stanziamento in parola va a finanziare i capitoli di spesa che in fase di predisposizione di bilancio non avevano adeguata copertura rispetto alle previsioni annuali. Qui mi preme fare, se posso, una considerazione un po' generale. Allora, avevamo detto anche in altre occasioni che l'avanzo di amministrazione sarebbe stato opportuno, voglio dire, prevedere il suo utilizzo possibilmente, almeno per le cose più sostanziose, in un'unica soluzione, proprio perché siamo in presenza, l'abbiamo detto più di una volta ormai, spero che il signor Sindaco capisca questa riflessione, perché rispetto alle elezioni, rispetto a tutta una serie di condizioni, il bilancio di provvisione è stato un trascinamento del poliennale dell'amministrazione precedente. Mi si dice che non c'era adeguata copertura. Nel prospetto, voglio dire, la prima cosa che mi viene da dire è che lo stanziamento sostanzialmente c'era, perché c'erano già nelle varie viabilità e infrastrutture statali 230.000 euro
e per quanto riguarda i 300.000 euro erano già previsti 115.000 euro. La prima cosa che mi viene da dire è se era necessario e urgente farla in questo consiglio senza avere il quadro generale. Prima considerazione. Seconda considerazione, l'avevo chiesto io perché l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato non esclusivamente, ma per la stragrande maggioranza, per spese una tantum. Ci sono poi alcuni casi anche di parte corrente, ma tendenzialmente l'avanzo di amministrazione viene utilizzato per spese straordinarie. Beh, capisco il tono della risposta, ma credo che noi non siamo in grado di sapere, di monitorare quali sarebbero, con questa modalità non siamo in grado di sapere quali sono gli interventi. Credo che anche il consigliere Stivali in commissione, se non ricordo male, ci ha dato ragione quando si parlava del capitolo sulla manutenzione delle strade. Successivamente vedremo quali saranno le strade da manutentare. Questo è il secondo ragionamento. Quindi un importo di 500.000 euro suddiviso in 2 capitoli abbastanza importanti. Un'ulteriore considerazione, qui la faccio al Presidente del Consiglio, perché mi pare di capire, spero sia questa o un'altra, comunque è questa anche, avevate detto che lo sforzo che l'amministrazione aveva inteso fare era quello di fare delle delibere separate per quanto riguarda alcune questioni che potrebbero in qualche maniera prevedere un voto favorevole per una parte e un voto o di astensione o contrario dall'altra. In questa delibera, voglio dire, c'è dentro, quello che abbiamo appena detto e c'è dentro i 100.000 euro che sono 50 e 50 destinati al finanziamento di misure alle imprese commerciali e quelle artigianali, che mi auguro siano frutto di, credo anche frutto di incontri e di riflessioni fatte con le associazioni di categoria. Quindi questa delibera non rispetta le condizioni che mi pareva anche il Presidente del Consiglio. Io parlavo delle variazioni di bilancio, Io in questo caso parlavo delle variazioni di bilancio. Sì, ho capito, Presidente, capisco perfettamente, però voglio dire, se c'è un utilizzo quota avanzo di amministrazione e 100.000 euro destinati alle attività commerciali e poi in questa variazione mi pare che c'è anche i 36.160 euro di debiti fuori bilancio, perché non so se lei l'ha letta la delibera, ma in questa delibera c'è scritto: ritenuto altresì di dare copertura ai riconoscimenti di debiti fuori bilancio di cui alle deliberazioni assunte in data odierna, mediante applicazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione accantonato per complessivo 36.160. Quindi vede che c'è una delibera che forse valeva la pena per correttezza, insomma, amministrativa, ovviamente, essere anche un po' divisa, perché una cosa sono i debiti fuori bilancio, una cosa è l'implementazione dei capitoli di spesa sulle manutenzioni e sulle asfaltature, un'altra cosa è quella sui contributi alle associazioni. E qui torniamo, e vorrei fare una raccomandazione, la ripetiamo in continuazione, tenendo presente che guardando io nel sito del comune tendenzialmente ogni mattina le determine e le variazioni, ce ne sono in corso anche in questi giorni variazioni di bilancio, variazioni all'interno del macro aggregato, utilizzo del fondo di riserva anche,
Allora, mettiamoci un po' d'accordo e fateci capire come l'amministrazione intende muoversi, perché noi non siamo in condizione di avere un quadro generale per poter dare e fare le nostre considerazioni. Non so se sono stato sufficientemente chiaro. Poi il nostro capogruppo, voglio dire, motiverà bene il comportamento da assumere in questa delibera. Certo è che noi ci troviamo di fronte, almeno per quanto mi riguarda, due importi che siamo sicuramente favorevoli, e su questo non ci piove. Abbiamo dei dubbi su l'istringente, quella sui interventi manutentivi, e sicuramente non possiamo essere d'accordo sui debiti fuori bilancio, insomma, così come impostati. Vedremo come andrà la discussione su questa delibera e poi il capogruppo farà sintesi, insomma. Io mi sentivo di fare queste considerazioni adesso. Grazie, consigliere Bertoncello. Prego, Assessore, mi pare ha chiesto la parola. Allora, alcuni chiarimenti. Prima di tutto, l'ho già detto in commissione, ma lo ripeto anche adesso, nel momento in cui abbiamo predisposto il bilancio previsionale, le risorse erano limitate. Purtroppo, chiunque sia stato al mio posto sa perfettamente che le risorse più delle volte si generano durante l'anno e purtroppo, o talvolta a fine anno. E mentre redigevamo il bilancio previsionale lo sapevamo che alcuni conti, gli stanziamenti non erano adeguati, ma non penso che siamo d'accordo tutti che stanziare 100.000 euro di manutenzione per gli edifici del comune di Portogruaro è totalmente inadeguata come somma, come i 230.000 euro di manutenzione delle strade. Quelle erano le disponibilità in quel momento, e in quel momento, d'accordo con gli uffici e con la giunta, sapevamo che nel momento in cui si chiudeva il rendiconto e emergevano gli avanzi, quota parte degli avanzi li dedicavamo ai lavori non ricorrenti, perché non è possibile pensare di fare manutenzione del patrimonio con 300.000 euro. E l'urgenza nasce dal fatto che siamo tutti d'accordo che dobbiamo programmare. Se dobbiamo programmare, devo mettere nel minor tempo possibile a disposizione le somme degli uffici, perché gli uffici devono programmare i lavori nel secondo semestre del 2021. Non posso aspettare settembre-ottobre. Quindi io su questo operato veramente sono assolutamente tranquilla. Se le risorse risultano sempre dal rendiconto, questo purtroppo diventerà un sistema, che non vuol dire improvvisazione, vuol dire che quando ci sono le risorse le mettiamo a disposizione immediatamente agli uffici per garantire un livello minimo di manutenzione. Ed è la prima cosa. Seconda cosa, aver messo in questa proposta più applicazioni di avanzo. Questo consiglio ha 22 punti all'ordine del giorno, è il secondo giorno che facciamo consiglio. Non possiamo veramente spezzarli ulteriormente, altrimenti stiamo una settimana a fare un consiglio. Quindi io l'ho detto che dove posso le separo, però ci deve essere anche una ragionevolezza e anche una durata massima di un consiglio, perché così a mio avviso diventa veramente troppo lungo e anche troppo pesante per gli stessi uffici. Poi, su un riferimento tecnico, questo, ma non c'entra niente, è solo un movimento contabile. Semplicemente, quello che avete trovato scritto è semplicemente dar conto di un movimento contabile, perché trattandosi di un'applicazione d'avanzo abbiamo semplicemente detto che con l'occasione nelle tabelline che sono allegate si trovano anche fisicamente i movimenti delle deliberazioni precedenti. Ultima considerazione su variazioni frequenti di bilancio e spostamenti di disponibilità all'interno dello stesso programma. Allora qua dobbiamo prendere insieme una decisione. Se noi vogliamo cercare di contenere l'avanzo a fine anno, questo vuol dire monitorare gli uffici e contenere gli impegni per singoli capitoli. Questo che cosa vuol dire? Che può capitare, come è capitato, che avevamo stanziato per la lotta alle nutrie 4.000 euro, scopriamo che la città metropolitana, nel momento in cui le stanze ne vuole 5.000 o 3.000, 4.000, all'interno di uno stesso programma un ufficio sposta 1.000 euro di risorse. Non può essere in un comune un problema, quindi questo non è un tema di programmazione, è di un minimo di elasticità che dobbiamo avere per gestire i capitoli di spesa. Dopodiché
Dopodiché, se non c'è questa elasticità, vorrà dire che obtorto collo accetterò da parte di tutti gli uffici stanziamenti come dire, sovrabbondanti, e questo ci porterà sistematicamente ad avere fine anno avanzi di gestione elevati, che può essere una corretta gestione, non dico di no. Spero di essere stata chiara. Grazie Assessore per le puntualità. Scusa Gastone. Prego, Geronasso. Solo per puntualizzare i 3 punti che il consigliere che mi ha preceduto prima ha precisato. I 230.000 euro che oggi abbiamo nel capitolo di spesa, quello che lui citava, il consigliere Bertoncello, sono quei 230.000 euro che servono a incrementare il capitolo che verrà fra 2 per il verde pubblico, quindi quei soldi lì verranno azzerati. Dopo, sui 500.000 euro, come ben ha spiegato il nostro assessore al bilancio, 300.000 euro sono messi nel capitolo sugli edifici, quindi sugli edifici sono le spese urgenti, quelle spese obbligatorie, quello che gli uffici mi chiedono per fare la manutenzione di base. È logico che abbiamo incrementato un qualcosa perché imprevisti ce ne sono sempre. 200.000 euro sui capitoli di manutenzione, anche lì, essendo i capitoli a zero, abbiamo messo 200.000 euro e sarà frutto di programmazione insieme agli uffici tecnici dove andremo a intervenire. È anche vero che abbiamo intenzione di incrementare questo servizio a maggio sulle variazioni di bilancio, puntualizzando anche dove andremo, là dove è possibile, dove andremo a fare questi tipi di interventi, là dove è possibile. Perché quando si parla di manutenzione, la manutenzione ha anche delle urgenze, tante volte si programma una cosa, come si diceva prima su certi argomenti, e dopo bisogna fare altre cose. Quindi i 500.000 euro oggi, i 2 capitoli erano quasi a zero, servono meramente per il fabbisogno dell'ufficio della manutenzione ordinaria che stiamo facendo. Grazie. Grazie Assessore. Altri interventi? Posso? Presidente, due consigli. Intervento di 2 minuti, consigliere. Sì, ma voglio dire. No, allora, parto dal fatto che ogni tanto viene fuori questa necessità di verificare la durata dei consigli comunali. Io credo che questo sia una considerazione logica, opportuna. Penso che la maggioranza, assieme anche all'opposizione, alla commissione di competenza, possa lavorare e tentare di produrre un risultato il più velocemente possibile. Almeno questa è la mia opinione, perché torna sempre fuori. Io volevo precisare che io non metto in discussione le variazioni all'interno di macro aggregati perché lo consente la legge e va bene così. Ho voluto solamente dire, così come mi sta dicendo l'assessore, che per come è stato costruito il bilancio, visto che dobbiamo fare programmazione e bisogna farla il prima possibile, dobbiamo, continuare, a muoversi anche in questa maniera. Noi chiediamo, se è possibile, perché ci è stato assicurato, se abbiamo capito bene, che entro fine aprile, primi di maggio, ci sarebbe stata la volontà da parte della maggioranza proprio di riaggiornare, rivedere di base rispetto alla situazione originaria, rivedere e fare il punto della situazione, perché quando è stato predisposto il bilancio le cose sono andate come lei lo ha dichiarato. Quindi io personalmente non sono contrario alle variazioni di bilancio, ci mancherebbe altro. Se sono indirizzate
voglio dire, a recuperare delle risorse, indirizzarle su altri capitoli, cogliere le emergenze o cogliere anche delle opportunità, figuriamoci che noi non siamo d'accordo. È una buona gestione questa. Dobbiamo però tener conto della fase iniziale, insomma, del bilancio di cui noi stiamo parlando adesso, che per vostra missione ogni volta avete dato la disponibilità sostanzialmente a creare un assestamento. Per quanto riguarda, Assessore, le verifiche di bilancio, è vero che la legge prevede che la verifica degli equilibri erano delle date, l'assestamento ultimo delle date. In questa situazione nulla vieta che l'amministrazione comunale si dia un obiettivo, il dirigente dell'area economica finanziaria assieme all'assessore, si dia un obiettivo per la verifica puntuale dell'andamento e solo così, facendo la verifica, evita di creare avanzi di amministrazione a fine anno. Nel senso che attraverso le verifiche, voglio dire, si riesce, coinvolgendo gli uffici, a cogliere magari al semestre cosa è successo, cosa non è successo e quindi riaggiornare. Questo significa fare programmazione. I risultati si ottengono, a mio modo di vedere, facendo quello che ho appena detto, verifica semestrale, trimestrale, in modo particolare in questa situazione che stiamo vivendo, non solo di Covid, ma di questa situazione economica, difficoltà delle imprese, eccetera, dovrebbe essere ancora più sentita questa necessità. Mi fermo però per vedere, io le faccio una battuta, Assessore Salvador. Noi non siamo entrati nel merito, cosa che si poteva anche fare, su come si è determinato l'avanzo dell'amministrazione precedente. Lei ci ha comunicato anche il settore dove era prevalentemente questo avanzo. Non abbiamo insistito e abbiamo preso atto di quello che lei ha detto in modo molto trasparente e puntuale. Quindi dobbiamo stare attenti anche a quello che diciamo, nel senso che io ho posto un problema che noi non siamo in grado, partendo dalla considerazione che l'avanzo di amministrazione si può utilizzare solamente per spese una tantum, per alcune spese correnti che sono peraltro previste dalla legge, tipo il costo del lavoro. Se l'assessore di riferimento dice che serve per aggiornare e fare manutenzione di base, io credo che corriamo il rischio, voglio dire, di non corriamo il rischio di dover utilizzare delle risorse con avanzo quando questo non è previsto. Quindi anche la frase manutenzione di base io credo che dovrebbe essere evitata. Scusi, penso di aver detto manutenzione non ricorrenti. No, l'ha detto l'assessore Geronazzo, ha detto che serve per manutenzione di base. No, manutenzione non ricorrenti. L'ha detto l'assessore Geronazzo? Sì, no, va bene, non lei. No, va bene. Sì. Consigliere Bertoncello, ha finito. No, ho detto per fare le spese urgenti obbligatorie. Mi correggo. Ma è la stessa cosa, vabbè. Non capito, importa. È terminato il tempo, ha finito? Posso aggiungere una cosa io, Presidente? Sì, prego. Sì, una cosa velocissima. Ovviamente nel momento in cui riceviamo delle richieste di applicazione dell'avanzo, abbiamo l'assicurazione da parte dei colleghi che l'utilizzo è per spese di natura non ricorrente, quindi non sicuramente per andare a implementare un contratto, ma per esempio per intervenire con una manutenzione, anche se non straordinaria come classificazione, straordinaria come evento. Grazie per la puntualizzazione. Consigliere Terenzi, a lei. Se non mi fa parlare, vabbè. No, ha finito il tempo, consigliere Bertoncello. Sì, no, è una battuta, Presidente, mi lasci,
non posso rispondere, ecco, questo voglio dire. Se è una battuta, però il tempo è scaduto. No, volevo solamente dire che in questo momento, per come sono state le cose, come sono scritte, non abbiamo noi dell'opposizione, poi che gli uffici lavorino bene, va bene, sta nelle cose. Insomma. Prego, consigliere Terenzi. Sì, il mio intervento non sarà un intervento molto articolato, perché ha già espresso il collega Bertoncello molto bene le considerazioni che sono emerse in gruppo. Noi siamo stati un po' in imbarazzo e in difficoltà su questa delibera quando abbiamo ragionato all'interno del gruppo, perché è una delibera, l'abbiamo definita eccessivamente articolata, ma per le cose che ha detto precedentemente il collega Bertoncello, io stesso l'ho ripetuto più volte, e non è una questione di aggravio di lavoro, perché o di dispendio di eccessivo tempo nella discussione, no? È che se noi riuscissimo a identificare delle delibere con argomenti omogenei, in qualche misura metteremo anche nelle condizioni i consiglieri comunali di esprimere il voto in modo più compiuto, più articolato e anche più preciso, perché è inutile dire, all'interno di questa delibera ci sono delle cose che ci vanno bene e delle cose che non ci vanno bene. Ma queste cose era già emersa nella scorsa consigliatura, e addirittura anche dai gruppi di maggioranza era emersa questa cosa qua. Quindi voglio dire, credo che sia un tema legato alla funzionalità e anche alla corresponsabilità che i vari gruppi di opposizione e di maggioranza hanno su determinati argomenti. Esempio, io stesso in commissione avevo chiesto, ma scusate, cosa c'è dietro quei 500.000 euro? Allora, vedete che più ne parliamo e più emergono la natura degli interventi, emerge il fatto che in sé c'è stato un pensiero e anche una programmazione. Voglio dire, molto spesso, soprattutto nelle commissioni bilancio, si maneggiano i numeri, è successo anche nelle scorse consigliature, però non facciamo un ragionamento di sostanza, cioè cosa c'è dietro quei numeri. E noi che siamo all'opposizione, magari voi in maggioranza, che vi vedete anche più spesso e che avete modo anche di concordare linee, indirizzi, che avete modo di incontrare più spesso gli assessori, avete modo di frequentare il sindaco, cioè, probabilmente per voi le cose corrono rapidamente, cioè, e sono anche molto chiare. Ecco, per noi così non lo è. E io, ad esempio, su 500.000 euro, devo dirvi, in commissione non ho avuto risposta. E oggi il collega Bertoncello ha fatto un ragionamento molto semplice, molto chiaro. Ma insomma, questo avanzo di amministrazione, come lo impegniamo? Dobbiamo impegnarlo per degli impegni, virgolette, duraturi e non per degli impegni correnti. Ecco, vedete, cioè, perché dietro il termine manutenzione, gentili colleghi, lo sappiamo tutti, c'è di tutto. E poi perché 500.000 e non 100.000? Perché dobbiamo rimpinguare, va bene, può essere. Io mi limito a dire, lavoro in una struttura non profit del privato sociale, quando devo investire 500.000 euro, so bene a cosa destinarli, so bene quali sono le leve che devo muovere, diversamente è un problema. Allora l'ente locale ha dinamiche, non dico completamente diverse, ha dinamiche diverse, però quando si stanzia una cifra di tale importo, insomma, bisogna avere, credo, contezza, almeno a livello generale, di quale sia la destinazione. Ecco, e allora bisognerebbe che queste cose in qualche modo emergessero in modo sistematico. È più che evidente che noi siamo d'accordo sullo stanziamento per le misure a sostegno delle imprese commerciali e delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane del territorio. Insomma, l'abbiamo sempre sostenuto questo, anche se, signor Sindaco, io la vedo inquadrata e allora mi rivolgo a lei. Noi avremmo forse immaginato
di implementare il fondo Cofidi, perché magari quei 100.000 euro avrebbero potuto mettere in movimento ulteriore credito con un effetto moltiplicativo. Magari sarà così, se è così mi scuso, ma insomma io dalla delibera non l'ho capito, ecco, quindi perché credo che sia importante la leva del credito agevolato, perché mette in moto un meccanismo moltiplicatore. Nulla di nuovo, lo sa anche lei, lo sappiamo tutti. E poi c'è quel riferimento ai debiti fuori bilancio, di cui oggi abbiamo fatto ampia esperienza. Ecco, io comprendo perfettamente l'assessore. Il problema però è che l'assessore è su un livello esecutivo nel senso che fa parte dell'esecutivo, cioè quello che dà l'impulso, cioè che mette insieme l'indirizzo politico con il livello operativo, dà l'impulso, però deve comprendere anche il consiglio, deve comprendere anche il ruolo dei consiglieri. Cioè, noi siamo chiamati a dover deliberare, perché quando le cose vengono in consiglio noi dobbiamo deliberare. E allora noi lo vorremmo fare in modo compiuto, lo vorremmo fare in modo consapevole e anche in modo agevole. Ad esempio noi, e qui faccio la dichiarazione di voto, voteremo contro questa delibera, anche se, ripeto, alcuni elementi di questa delibera ci convincono, ma quando siamo chiamati a dover esprimerci su una serie di questioni o di provvedimenti che non sono in sé a sé stanti o omogenei, siamo in questa situazione di difficoltà. Ecco, quindi chiudo così, ricordando al Consiglio e facendo memoria ai miei colleghi che appunto noi ci voteremo in modo contrario a questa. Posso? Presidente, non so se posso. No? Non la sento. Presidente? Presidente deve togliere l'audio, deve attivarlo. Se Bertoncello ha fatto i suoi 2 interventi, non ne ha più. Posso, no, mi perdoni. No, non la perdono, mi dispiace perché sennò poi diventa vale per tutti. No, non mi dispiace. Va bene. Signor Sindaco, lei vedo la mano alzata. Sì, volevo rispondere in maniera molto sintetica ai punti. A me dispiace moltissimo, a noi dispiace moltissimo che votiate a favore per questa difficoltà e per questa commistione di diverse tematiche. Quindi ci impegneremo in futuro a fare più consigli comunali, meno punti e differenziali nel tema, perché effettivamente uno potrebbe votare a favore di 3 temi e votare contro a 3 temi. Su questo non ci sono dubbi, ci impegneremo, ma effettivamente un ordine del giorno con 21 punti sarebbe con 3 sedute, perché non riusciremo neanche a finirla, ne faremo una ogni 15 giorni, consigliere Terenzi, non c'è nessun problema. Finanziamenti Cofidi, sì, l'abbiamo già scritto, l'abbiamo già detto, l'abbiamo già convenzionato, abbiamo dato 40.000 euro per questo finanziamento, che però diventerà subito rifinanziato nel momento in cui andrà a esaurimento, per cui il nostro fondone c'è, è coperto abbastanza per far fronte a una volontà da parte di tutte le partite IVA, dei commercianti e degli artigiani, che hanno bisogno in questo momento di tranquillizzare le loro casse. Non si risolve niente con 20.000 euro, ma si risolve moltissimo per superare questo momento di anno di difficoltà e poi ripartire il prossimo anno finita l'emergenza. Quindi ci sta nella convenzione, gli artigiani, le categorie lo sanno, sono molto contente che noi abbiamo stanziato questi 40.000 che generano, come ben sapete, 480.000 euro di finanziamento. Quindi penso di aver risposto su certi punti e saremo molto più attenti e disponibili di differenziare i temi sugli ordini del giorno con questa programmazione. Grazie, signor Sindaco. Sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, io pongo in votazione il provvedimento. Chiedo al segretario per cortesia, grazie.
Allora il punto 8, l'ordine del giorno. Punto 8, Florio sì. Favero. Favorevole. Arreghini Silvia. Contraria. Barbisan Leonardo. Favorevole. Bertoncello Antonio. Contraria. Bravo Bertilla. Favorevole. Dalla Bona Paolo. Favorevole. Drigo Irina. Contraria. Mascherin Gastone. Favorevole. Morsanuto Angelo. Favorevole. Pizzolito Mario. Favorevole. Ret Maria Teresa. Contraria. Rodriguez del Cardo. Favorevole. Senatore Maria Teresa. Favorevole. Valle Renato. Favorevole. Renzi Marco. Contrario. Vindigni Andrea. Contrario. Canuto Alessandra. Favorevole. Il provvedimento è approvato, grazie. Passiamo al nono punto, variazione di bilancio ed applicazione quota parte dell'avanzo di amministrazione 2020. Sesta commissione il 19 aprile. Prego, consigliere Stivali. Sì, grazie Presidente, come lei ha detto appunto anche questa variazione di bilancio va a utilizzare una quota parte dell'avanzo di amministrazione e per due finalità, seppur legate al mondo del Covid, anche queste due. Una è per tener chiuso purtroppo e l'altra va invece ad aprire. Nella prima appunto riguarda l'impianto natatorio che rimane chiuso e quindi serve questo finanziamento per riuscire a pagare le spese delle utenze, che ovviamente saranno a carico del gestore appena sarà possibile usufruire dell'impianto, mentre nella seconda misura si va a implementare le risorse per adeguare il centro anziani Pertini di Via Verga, che provvisoriamente è destinato al centro vaccini. Grazie. Grazie consigliere Stivali. Ci sono interventi su questa materia? Non vedo richieste. Sì, Terenzi, prego. intervengo solo per dichiarazione di voto, Presidente, Bene. nel senso che, tenuto conto di quanto è emerso in Commissione e della relazione che ha espresso poc'anzi il Presidente, noi decidiamo per voto favorevole. Grazie. Posso? Sì, prego, consigliere Bertoncello. Approfitto, visto che non me l'ha fatto prima, lo faccio in questa occasione. No, volevo chiedere se per cortesia nel verbale del Consiglio allegato alla delibera della delibera precedente vada segnalato, scritto, perché sennò è solo in videocamera, ma chi va a vedere la delibera non vede gli interventi dei capogruppo, dovrebbe essere chiarito che noi, voglio dire, siamo favorevoli alla prima parte, siamo contrari ai debiti fuori bilancio e c'è un voto di astensione sulle manutenzioni. No, ma se è possibile, perché così chi vede legge la delibera o chi sarebbe opportuno che ci fosse questo. Consigliere Bertoncello, facciamo una cosa come d'altri tempi. Io metto su richiesta del consigliere, vado sul punto 8 di nuovo e va bene così. Allora, su richiesta del consigliere Bertoncello, sì, che chiede di mettere a verbale quanto segue, faccio come una volta e così a posto. Cioè, chiedere anche il mio capogruppo dopo magari. Comunque mi pare che il dibattito ha portato a questo, insomma, un voto favorevole, a una intenzione di favorevole sui 50 più 50. Il voto contrario sull'utilizzo di avanzo per i debiti fuori bilancio. Un po' difficile così, sa, consigliere Bertoncello. Allora, intenzione favorevole del gruppo sui 100.000 euro della variazione
Sul contributo e attività produttive e commerciali e partite IVA. Perfetto, Esatto. perfetto. Della variazione avente ad oggetto il contributo. Alle attività produttive, commerciali e partite IVA. Sì. Io vi ricordo a tutti comunque che fa testo la registrazione. Sì. Sì, ma dopo sala purtroppo nessuno va a vederla. No, lo so, però quella è quella che fa testo. Ma è un caso specifico perché ci teniamo a mettere in evidenza. Volevo ricordarvi questo aspetto. Intenzione favorevole del gruppo su 100 milioni della variazione avente ad oggetto il contributo alle attività commerciali e partite IVA. Ok? Sì. Sì, mentre mi sembra che Bertoncello, il consigliere Bertoncello diceva anche l'astensione per quanto riguarda la manutenzione, no? Sì, i 500.000 euro. Non avendo contezza della natura della manutenzione, cioè è così. Si capisce se è ordinaria, se è straordinaria. Solamente intenzione favorevole del gruppo su 100.000 euro della variazione avente ad oggetto il contributo alle attività commerciali e partite IVA. Mi sembra la cosa fondamentale, il resto un'astensione non posso mettere. No, va bene, però segretaria, almeno scriva della contrarietà rispetto all'utilizzo dell'avanzo per debiti fuori bilancio. Chiedo scusa. All'utilizzo dell'avanzo per i debiti fuori bilancio. Per i debiti fuori, lo scrivo bene, ok, va bene. Va bene, può anche sintetizzare, ha capito, insomma. Va bene, poniamo in votazione il 9° punto, allora, se non ci sono altri interventi. Prego, segretaria, 9° punto. 9° punto, Florio Favero. Favorevole. Reghini Silvia. Favorevole. Barbisan Leonardo. Favorevole. Bertoncello Antonio. Favorevole. Bravo Bertilla. Favorevole. Dall'Abona Paolo. Dall'Abona Paolo. Favorevole, mi scusi. Drigo Irina. Favorevole. Mascarin Gastone. Favorevole. Morsanuto Angelo. Favorevole. Piolito Mario. Favorevole. Maria Teresa Rodriguez. Sì. Riccardo. Favorevole. Senatore Maria Teresa. Favorevole. Di Val Renato. Favorevole. Renzi Marco. Favorevole. Villini Andrea. Favorevole. Annutto Alessandra. Unanimità. Favorevole. Favorevole. Il provvedimento è approvato, grazie. Passiamo ora al 10° punto. Programma biennale di fornitura e servizi 2021-2022, documento unico di programmazione 2021-2023, integrazione. 6ª commissione, sempre 19 aprile. Prego, consigliere Stivali. Grazie Presidente, anche questo è stato l'ultimo punto appunto della commissione del 19 e come giustamente lei diceva è un'integrazione per quanto riguarda il programma biennale di fornitura e servizi per l'affidamento di incarico di assistenza in una procedura di conciliazione stragiudiziale per quanto riguarda il derivato che il Comune ha. Questo è stato spiegato anche dall'assessore durante la commissione, adesso non so se ci sono delle domande. Grazie. Interventi su questo punto? Prego, consigliere Terenzi. Sì, noi abbiamo reputato utile, necessario, financo doveroso, ecco, questo provvedimento per cercare di limitare gli oneri derivanti da questo istituto finanziario, insomma. Quindi sì, voto favorevole. Grazie consigliere. Se non ci sono altri interventi, io pongo in votazione il provvedimento, chiedo alla segretaria per cortesia, grazie. Punto 10. Florio Favero. Favorevole. Reghini Silvia. Favorevole. Barbisan Leonardo. Favorevole. Bertoncello Antonio. Favorevole. Bravo Bertilla. Bravo Bertilla. Favorevole. Dall'Abona Paolo. Favorevole.
Rigo Irina. Ciao. Favorevole. Mascarin Gastone. Favorevole. Morsanuto Angelo. Favorevole. Dolito Mario. Favorevole. Rec Maria Teresa. Favorevole. Rodriguez Riccardo. Favorevole. Senatore Maria Teresa. Favorevole. Di Valle Renato. Favorevole. De Renzi Marco. Favorevole. Indigni Andrea e Zanuto Alessandra. Favorevole. Quindi unanimità anche qui, il provvedimento è approvato, grazie. Passiamo ora all'11° punto, DGR numero 130 del 9 febbraio 2021, criteri e modalità per l'assegnazione di contributi ai sensi dell'articolo 6,7 bis della legge regionale 27 giugno 93 numero 16. Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale, anno 2021, approvazione e convenzione per l'attuazione dei progetti master plan della viabilità del Veneto orientale e mobilità sostenibile nel Veneto orientale. Prima commissione il 21 aprile, chiedo al Presidente una breve relazioncina, grazie. Sì, appunto approvato, visto in prima commissione, quindi la Regione Veneto con una legge regionale del 22 giugno del 1993 promuove la realizzazione di iniziative per il decentramento amministrativo, lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale, la valorizzazione del territorio e comparti produttivi quali industria, artigianato, turismo, commercio, inteso come territorio nord della città metropolitana di Venezia. Per l'anno in corso, 2021, la Giunta regionale ha stanziato un importo di 150.000 euro, stabilendo criteri e modalità di assegnazione. I comuni destinatari di questi contributi sono 22, tutti all'interno del Veneto orientale e costituiti come conferenza dei sindaci appunto del Veneto orientale. La delibera di Giunta regionale in questione, la numero 130, prevede che agli interventi decisi dalla conferenza dei sindaci del Veneto orientale e gestiti da un comune in qualità di ente capofila possa essere assegnato un contributo regionale nella misura dell'80% delle spese preventivate e ammesse per ogni singolo progetto. In diverse sedute la conferenza dei sindaci ha discusso le priorità e i temi rilevanti per la valorizzazione e lo sviluppo nel territorio di riferimento, giungendo appunto a questa approvazione dei progetti per l'annualità 2021. Grazie consigliere Barbisan. Apro quindi il dibattito, se ci sono interventi. Signor Sindaco, prego. Microfono, signor Sindaco. Scusate, partirei di nuovo dalla legge 16 del 93 che stabilisce appunto che l'area nostra dei 22 comuni è un'area omogenea e hanno fotografato nel 93 unica area della regione che ha delle particolarità storico, di tradizione, economiche, sociali, economiche di un certo tipo che vanno al di fuori della normalità del Veneto. E quindi hanno dato facoltà a questi comuni di mettersi insieme per rafforzare l'autonomia e il decentramento amministrativo. Questa legge poi è stata rafforzata, come diceva prima il consigliere Barbisan, nel 2020 dicendo sì, voi ce l'avete questa forza e questa tradizione, questa storia e continueremo a darvi questi 150.000 euro all'anno perché voi li usiate per darvi delle priorità e per creare quell'autonomia maggiore e quella funzionalità migliore perché questa vostra economia, questa vostra storia continui. Quindi la conferenza dei sindaci stabilisce, discute sulle priorità e sui temi rilevanti e ha stabilito, come in passato, se vi ricordate, 3 mesi fa abbiamo approvato il master plan della viabilità lenta, stabilisce che c'è anche il tema della viabilità. Non nascondo che anche stamattina abbiamo fatto un incontro dei 42 sindaci insieme con il territorio di Chioggia, insieme con Brugnaro, stabilisce da stamattina parte il PUMS, quindi questa progettazione urbana della mobilità sostenibile. Ma in questo senso non dobbiamo considerarci secessionisti. E la
Città metropolitana chiederà a noi quali sono secondo noi per ogni comune le priorità viabilistiche e la città metropolitana farà un progetto sulla mobilità intercomunale. Quello che dovremo fare noi in questo passaggio è di capire qual è la mobilità comunale, che si interfaccia certo con la mobilità intercomunale e porta a compimento una mosaicatura complessa ma compiuta di tutta la nostra città metropolitana. Il costo, siamo 2 capifila, Portogruaro fa da capofila sul master plan della viabilità e San Donato di Piave sul master plan della mobilità sostenibile, che è un proseguimento dell'altro progetto approvato. Quindi io penso che sono dei progetti che sono interessanti. Pensate solo che il progetto della mobilità lenta che è stato approvato recentemente è forse l'unico progetto cantierabile in velocità e quindi che la Regione potrà facilmente, e l'ha sostenuto in passaggi recenti, potrà essere presentato come possibile progetto cantierabile sul Recovery Fund. Quindi da questo punto di vista dobbiamo essere attenti anche su questo settore, certamente dialogare con la città metropolitana, certamente dialogare anche non solo con la città metropolitana, perché noi siamo a confine e quindi parlando di mobilità dobbiamo interfacciarci anche con la Regione Friuli Venezia Giulia, ma questo è il passaggio importante per non trovarsi in difficoltà perché non al passo con le richieste che lo Stato e la Regione ci chiedono quando dovremmo essere effettivamente pronti. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Ci sono degli interventi? Sì, velocemente per esprimere il nostro consenso anche alle cose che ha appena detto il nostro sindaco. Ha fatto bene a rammentare la particolarità del Veneto orientale, area omogenea all'interno della città metropolitana. Ecco, rammento solo per memoria che anche lo statuto della città metropolitana menziona l'area omogenea del Veneto orientale, quindi è una specificità che è stata anche alimentata, se vogliamo anche promossa dalla legge 16, ma la legge 16 c'è stata perché un territorio si era mosso. Ecco, quindi direi bene da questo punto di vista. Non entreremo certamente in competizione con i progetti della città metropolitana ad una condizione, che questi progetti e dunque gli amministratori comunichino. Cioè i progetti devono essere integrati. Ecco, non c'è ragione perché non si possa perseguire l'integrazione. L'integrazione è nelle cose, è anzi un dovere per gli amministratori. Quindi credo che da questo punto di vista non ci saranno grossi problemi e se ci sono problemi noi li dobbiamo cercare di risolvere in senso positivo, quindi mettendo insieme, tenendo insieme, integrando. Importante è la mobilità lenta, ne ha già parlato il sindaco e attenzione che quando diciamo mobilità lenta non ci riferiamo soltanto alla parte chiamiamola così agrituristica, quindi quella legata al tempo libero, alla ricreazione, alla qualità della vita, ma è legata anche a un nuovo paradigma di comunicazione e di movimento. Cioè noi dovremmo usare sempre più spesso la bicicletta, anche per spostamenti di una certa entità. Ecco che quindi allora dovranno convivere le reti all'interno dei territori di pregio, ma dovranno anche esserci quelle piste, quelle traiettorie che sono lungo ovviamente gli assi principali che collegano i centri del Veneto orientale. Quindi andiamo pure a pieno vapore da questo punto di vista e ci vogliono progetti. Ecco, perché il Recovery Fund, se troverà progetti credibili e anche, come dire, condivisi, credo che potrà portare giovamento da diversi punti di vista. Sindaco, mi auguro che i 130.000 euro di cui parlavi diventino anche un po' di più, visto e considerato che la Regione Veneto di risorse da questo punto di vista ne stanzia parecchie, ecco, o per fondi propri o attraverso l'Unione Europea. Grazie consigliere Terenzi. Consigliere Stival, prego. Sì, molto velocemente Presidente, per
invitare i colleghi che si assentono momentaneamente dal video magari di spegnere anche l'audio, perché sennò invogliano anche noi a fare quello che sta facendo. Grazie. Sì, sembra qualche piatto che però... altri interventi? Se non ci sono altri interventi, il consigliere Terenzi ha fatto la sua anche dichiarazione, quindi io pongo in votazione il provvedimento. Prego, segretario. Allora, votazione del punto numero 11. Florio Favero. Favorevole. Redini Silvia. Favorevole. Partisano Leonardo. Favorevole. Bertino Antonio. Favorevole. Bravo Bertilla. Favorevole. Dalla Buona Paolo. Favorevole. Drigo Irina. Favorevole. Carin Gastone. Favorevole. Morsanuto Angelo. Favorevole. Pizzolitto Mario. Favorevole. Rec Maria Teresa. Favorevole. Rodriguez Riccardo. Rodriguez Riccardo. Rodriguez. Riccardo? No. Riccardo, ci sei? Vado avanti. Sì, prego. Senatore Maria Teresa. Senatore Maria Teresa. Favorevole. Stival Renato. Favorevole. Terenzi Marco. Favorevole. Guidini Andrea. Favorevole. Saluto Alessandra. Rodriguez Riccardo. Mi scusi, ma ero al telefono, mi scusi. Favorevole. Grazie. Grazie. A unanimità. Ok, il provvedimento è approvato, grazie. Passiamo ora al 12° punto. Servizio di cura e manutenzione del verde pubblico, affidamento in-house providing alla società partecipata ASVO SPA. Quarta commissione, 20 aprile. Chiedo al Presidente una breve relazione. Grazie. Sì, grazie Presidente. La Commissione si è riunita, come ha detto lei, il 20 aprile ultimo scorso, presso ognuno presso la propria sede in videoconferenza. Si è trattato dell'affidamento in-house providing del servizio di manutenzione del verde ASVO, in continuità con le attività dello scorso anno. Le condizioni contrattuali e i prezzi sono i medesimi dello scorso anno. È stato richiesto un incremento dei servizi relativamente a incremento degli stralci legati al taglio dei fossi stradali, dove è previsto di arrivare a fondo scarpata in luogo di 1 metro. Diversa computazione delle siepi che diventano potature di arbusti, scerbatura manuale e aumento di frequenza superficie. Riservo manuale, incremento delle superfici. Il tutto per un aumento di circa 32.000 euro IVATI rispetto al consuntivo dello scorso anno. Sono stati fatti tutta una serie di interventi. Io purtroppo ho perso l'audio, ma ho verbalizzato ugualmente, ha presieduto il vicepresidente Stival. Sono stati, ripeto, fatti tutta una serie di interventi, al termine dei quali non ci sono state fatte particolari eccezioni, anche a seguito delle illustrazioni del parte dell'assessore Geronazzo e del dirigente ingegner Bonora. Grazie, consigliere senatore. Apro quindi il dibattito sul provvedimento, se ci sono dei interventi. Sì, Presidente, se posso. Prego, consigliere Rio. Mi pare di capire che anche quest'anno si è fatta la scelta di assegnare questo tipo di servizio ad ASVO per un numero di mesi abbastanza ridotto. Faccio un po' di cronistoria, giusto per far capire che tipo di ragionamento intendo fare in questo mio intervento. Legittimamente l'amministrazione senatore ha dato il via con ASVO a esperienze di nuovi servizi, e questo per
secondo me anche mettere alla prova l'organico di ASVO e vedere se c'erano le condizioni per ampliare la gamma di servizi che la società partecipata dà non solo al comune di Portogruaro, ma in genere ai comuni nei quali insiste con i propri servizi. E considerato appunto che ASVO è una società partecipata, credo insomma che dietro ci possa essere una logica condivisibile rispetto a questo tipo di indirizzo. Ricordo però che addirittura non so se era l'ultima commissione della legislatura senatore o poco ci mancava, comunque la scorsa estate ci siamo ritrovati a ragionare su il nuovo affidamento, perché non si può parlare di appalto, ad ASVO sulla manutenzione del verde. In quell'occasione c'era anche il presidente di ASVO e appunto si era ragionato sul fatto che per quanto riguardava i servizi cimiteriali, anche questi piuttosto recenti nella storia di ASVO, l'affidamento veniva dato per, se non ricordo male, 2 anni circa, mentre invece per il servizio di manutenzione del verde si sceglieva di prorogare insomma questo affidamento per un solo anno. Adesso nuovamente ci ritroviamo a confermare questa cosa per qualche mese e ci si riserva di fare una proroga di questo affidamento di 3 mesi per arrivare di fatto verso la fine del 2021. Ho condiviso con il gruppo questo ragionamento. Io trovo che, ripeto, ha una sua logica cercare appunto di aiutare una società partecipata a sviluppare nuovi servizi e ampliare la propria proposta ai clienti, ai propri associati. È chiaro però che affidamenti di questo tipo per così pochi mesi, come può essere anche per l'appalto di gestione di un servizio, non creano quelle economie di scala che invece dovremmo cercare di ricercare. Di fatto, secondo me, questa cosa, non so, magari non dico che fa male all'amministrazione pubblica, ma forse per l'amministrazione pubblica ricadute negative non ce ne sono, ma per la società partecipata che si ritrova a svolgere questo servizio si creano delle difficoltà perché non c'è prospettiva nel momento in cui tu hai pochi mesi per poter svolgere il servizio e quindi questo non ti mette nelle condizioni di fare gli investimenti necessari per fare in modo che il servizio stesso venga svolto nella maniera più adeguata e chi richiede il servizio poi si ritenga soddisfatto. Io mi ricordo che l'anno scorso ci siamo ritrovati a ragionare, no, su questo aspetto, c'erano state delle difficoltà, si era deciso di prorogare l'affidamento pensando che un altro anno di lavoro su questo settore potesse fare in modo che ASVO si dotasse insomma, di tutte le nozioni, di tutto il sistema, che il sistema riuscisse a funzionare nel miglior modo possibile. Adesso ci ritroviamo ad un'altra proroga di pochi mesi e io invito a ragionare su questo sistema perché, ripeto, secondo me, soprattutto ad ASVO, non può far bene
cioè, avere una prospettiva così breve non gli permette, questa è la mia opinione, di fare un investimento sul personale, sulle attrezzature, sull'organizzazione del servizio in maniera compiuta, insomma, ecco. Il sistema degli appalti serve anche a permettere questo, cioè da un lato l'amministrazione pubblica trova, diciamo così, il soggetto che gli fa la proposta migliore al miglior prezzo, dall'altro però un appalto con un consistente numero di mesi o di anni di gestione del servizio permette all'azienda che si aggiudica questo servizio di fare programmare un certo tipo di investimenti su di esso. E questo ovviamente crea dei benefici all'amministrazione pubblica e anche alla società, al soggetto, insomma, che si aggiudica il servizio, il quale poi crea posti di lavoro, insomma, ovviamente delle ricadute positive su tutta la comunità. Quindi io invito l'amministrazione a ragionare su questi aspetti e ad evitare che servizi di questo tipo vengano affidati per così poco tempo, perché forse lascia il tempo che trova una cosa del genere. Ecco. Grazie. Grazie consigliere Adrigo, però io volevo solo puntualizzare che siccome ero presente in commissione, mi ricordo che, chiedo casomai all'ingegnere Bonora se lo vuole confermare, che questa è stata una esplicita richiesta dell'azienda ASVO, quindi addirittura le è stato proposto 5 anni se non sbaglio, e invece l'azienda ASVO ha scelto, prego ingegnere perché spetta a lei, non è compito mio, però le commissioni hanno, come diceva prima anche il sindaco, per argomentare, quindi non si può sempre dire che non si argomentano le cose. Io chiedo... No, guardi, è specifico una cosa molto semplice. Il mio, al di là del punto all'ordine del giorno che stiamo trattando e del servizio specifico della manutenzione allora, okay. verde, faccio un ragionamento di principio. Poi le scelte di ASVO io non le metto in discussione, per carità. Posso capire, può essere anche che ASVO dica, per me va bene chiudere questa esperienza, non lo so, cioè sto ipotizzando. E quindi garantisco il servizio per quest'anno e poi per il prossimo ci ragioneremo. Il mio era un ragionamento di principio come linee guida per eventualmente affidamenti futuri. Ecco. Però in questo caso ha preteso, prego ingegnere. Sì, l'anno scorso avevamo proposto il progetto dell'affidamento in house providing l'anno scorso abbiamo fatto sia cimiteri che manutenzione del verde con contratti analoghi. Avevamo proposto in entrambi i casi 5 anni, mentre per la condizione dei cimiteri, secondo ASVO c'erano le condizioni per fare i 5 anni, non ha ritenuto lo scorso anno e non ha ritenuto quest'anno ci fossero le condizioni per fare un affidamento di durata superiore all'anno. In realtà la stagione del verde. Per questo, per puntualizzare lo specifico di questo provvedimento, ecco, questo... Sì, no, ma io non ho nulla da eccepire da questo punto di vista, ma ripeto, ho esperienza sul settore e mi metto dalla parte di ASVO, che di fatto è un pezzo, no? L'abbiamo sempre detto, sia nelle commissioni che nei consigli, che è un pezzo dell'amministrazione di Portogruaro, è come se fosse un ufficio di questa amministrazione, e quindi cerco di suggerire questa cosa perché so che affidamenti un po' più lunghi ti permettono di fare degli investimenti per fare in modo che i servizi siano migliori, che poi la prestazione sia una buona prestazione, ecco. Poi sulle scelte di ASVO non entro in merito e capisco perfettamente, era una questione di principio. Consigliere senatore, prego. Sì, grazie Presidente. Io vedo che questo Consiglio Comunale sta diventando sempre più collaborativo e sempre più propositivo. Accolgo veramente con grande favore l'intervento della consigliera
Irina Drigo per quanto attiene l'affidamento in-house providing ad ASVO, e accolgo con grande favore la sua considerazione che ASVO diventa quasi una sorta di parte del comune di Portogruaro, perché mi sembrava non fosse così nella precedente consigliatura. Se non ricordo male, però posso anche sbagliare, e se mi sbaglio mi scuso subito, forse sia la consigliera Drigo, ma forse qualche altro di opposizione avevo votato non con parere favorevole. Comunque benissimo, le cose che trovano una soluzione sono sempre quelle positive. Ovviamente ci fa molto piacere che continui l'esperienza con ASVO e continui anche l'esperienza con ASVO da parte di altri comuni. Mi permetta, signor Presidente, e anche il signor Sindaco, di dare un breve suggerimento rispetto al punto precedentemente trattato. Stamattina ho assistito anch'io, in quanto consigliere metropolitano con delega del sindaco Brugnaro, alla presentazione del PUMS e agli interventi relativi alla mobilità e alla viabilità. Le chiedo cortesemente, signor Sindaco, ma forse credo di averlo già detto in altri incontri, ma ci tengo a sottolineare che sarebbe importante continuare ad andare verso la Regione per chiedere ulteriori stanziamenti, perché quanto stanno chiedendo attualmente sono dei progetti immediatamente cantierabili, anche stamattina è stato detto questo ragionamento, e forse non tutti i progetti che usciranno dal master plan, anzi credo nessuno, sarà cantierabile. Quindi è assolutamente importante chiedere ancora contributi alla Regione Veneto in modo che ci siano più progetti pronti per accedere ai fondi che arriveranno. Credo anche che senz'altro la stretta collaborazione che i sindaci avvieranno con Città Metropolitana, ma è stato sottolineato anche stamattina dal sindaco Brugnaro, quindi la stretta collaborazione che ci sarà con Città Metropolitana sarà tale da garantire l'esecuzione del maggior numero di opere possibili. Quindi la mia è una esortazione ad essere, ma non ce n'è bisogno, so che lei già è presente, è un'esortazione ad essere ancora più incisivo sia con Regione Veneto sia all'interno di conferenza di sindaci, in modo che questi progetti che state andando ad avviare siano progetti cantierabili, perché solo con la cantierabilità, ma l'ha detto chiarissimamente l'assessore Calzavara nel corso dell'incontro che ha avuto con la conferenza dei sindaci, solo i progetti cantierabili saranno oggetto di intervento di esecuzione, quindi è indispensabile raccogliere un altro po' di soldi. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi sul verde? C'è Terenzi? Sì, per la dichiarazione di voto. Allora, forse conviene attendere la Reghini che ha chiesto un intervento. Basta, scusi, io non ho visto, quindi va bene Silvia, vai. Eravamo in contemporanea, Marco, tranquillo. No, io volevo solo... Ho partecipato alla commissione e ho cercato anche di capire un po' qual era la situazione rispetto agli sfalci. Io non ho partecipato alle amministrazioni precedenti e non sono a conoscenza di tutte le questioni che si sono sollevate nel tempo, però una cosa l'ho sentita anche dire in commissione anche da consiglieri della maggioranza, la cosa importante credo sia la resa del servizio, perché purtroppo io ho avuto diversi cittadini che, l'ho detto anche ieri, se uno bazzica nella dimensione istituzionale barra politica, la gente ti ferma e ti dice qualsiasi tipo di cosa. E vi posso garantire, ma lo so perché già i consiglieri di maggioranza in commissione l'hanno detto, oltre a me, quindi evidentemente già negli anni precedenti ci sono state delle problematiche che i cittadini si lamentavano anche per esempio proprio di quel servizio di sfalcio più in profondità sui fossi più alti che era assente, che adesso avete mi pare inserito all'interno del nuovo affidamento. Magari domani telefonerò in ufficio tecnico, no domani no, lunedì telefonerò in ufficio tecnico perché ci sono stati dei cittadini che mi hanno segnalato che non sono stati fatti gli sfalci a metro, quindi
l'unica cosa che mi sento di dire è veramente che si monitori la situazione, che ci sia chiarezza su chi ha competenze, chi deve essere l'utente, l'ho chiesto anche all'ingegner Bonora in commissione, chi deve essere quello che raccoglie le segnalazioni, cioè una certa semplificazione nell'organizzazione e nel coordinamento sia degli sfalci sia della gestione dell'utenza delle segnalazioni. Penso sia importante, perché il territorio del comune di Portogruaro, come sappiamo tutti, è forse quasi il triplo di quello a livello di campagna della città di Pordenone, che è anche provincia, quindi sfalci ce n'è tanti, fossi ce n'è tanti, campagna ce n'è tanta, ed è una questione su cui la gente è sensibile e anche molto insistente, perché comunque riguarda la propria vita quotidiana. Quindi è un invito visto che è stato anche aggiunto, a controllare e a monitorare il servizio, perché è una cosa secondo me importante. Grazie consigliera. Do la parola all'ingegner Bonora prima del consigliere Terenzi, che così puntualizza. Sì, così le do la risposta subito. Quello che sta vedendo adesso logicamente è fatto con le modalità del contratto precedenti. Appena c'è l'esecutività di questa delibera, firmeremo il contratto nuovo, di conseguenza ci sarà la nuova modalità. Benissimo. Okay. Consigliere Terenzi, prego. Molto velocemente per esprimere il nostro orientamento. Io ho assistito a una delle ultime commissioni della scorsa consigliatura e si parlava proprio dell'affidamento ad ASVO. E devo dire la verità che colsi dal Presidente alcuni elementi di perplessità che mi pare di poter dire non sono stati superati. Che se si chiede di addivenire a un affidamento che abbia termine il 31/12 di quest'anno, allora qui si percepisce che probabilmente ancora non c'è un investimento sul futuro. E ricordo che le perplessità del Presidente vertevano principalmente non già e non tanto sui capitolati, cioè quindi sulle frequenze degli sfalci o cose di questo tipo, ma sulle aree di competenza, proprio legate anche al fatto di quel che diceva Silvia, che alla fine il cittadino comunque sia si rivolgeva ad ASVO per la qualità più o meno elevata degli sfalci e magari ASVO non aveva competenza nelle aree di materia. E allora probabilmente qui c'è un ragionamento ancora più complesso da fare e che naturalmente interpella anche ASVO, perché ecco, se ASVO dice cioè, ti offriamo 5 anni, no, voglio fino a fine anno o giù di lì, vuol dire che ancora un investimento da questo punto di vista non c'è. E chiaramente per la cura del verde, dico una banalità, ma in tutti i campi ci vuole, bisogna esercitare una competenza, bisogna avere attrezzature, insomma bisogna crescere, ecco. Perché sarebbe poca cosa che ASVO diventasse l'affidatario e magari si servisse di subappalti di soggetti o di cooperative che poi agiscono in nome per conto di ASVO. Non sarebbe, credo, il fine ultimo, ecco, di questa operazione. Ecco. Però anch'io non entro ovviamente nelle scelte di enti di tale importanza come ASVO. Mi pare di capire però che non sento forza in questa prospettiva, non sento investimento in questa prospettiva. Non so se ciò evolverà e allora anche il nostro voto è un pochino, come dire, influenzato da questo sentire. Ecco, noi ci asterremo perché non abbiamo compreso se c'è una volontà da parte dell'affidatario, se c'è una volontà in qualche misura di investire e di impegnarsi da questo punto di vista. Ok, grazie consigliere Terenzi. Volevo intervenire, Presidente. Prego, consigliere Rodriguez. Rispetto a questo tema qui ero intervenuto anch'io in commissione evidenziando come di fatto questo affidamento in house di 2 anni fosse a mio modo di vedere di una temporalità troppo breve,
forse giustificata dal fatto, come avevo detto in commissione, che i comuni che attualmente utilizzano questo affidamento in house sono soltanto tre, cioè i comuni di Portogruaro, Fossalta di Portogruaro e San Michele a Tagliamento, seppure con dimensioni e caratteristiche diverse, perché San Michele ha anche la stagionalità estiva. E quindi io auspicherei che si potesse, ma non è competenza nostra, faccio una mia riflessione personale, che si potesse in futuro per ASVO, con la comprovata competenza che gli riconosciamo, visto che in ambito cimiteriale hanno dimostrato e dimostrano altissime professionalità e anche in altri servizi, che aumentando la platea dei comuni che potrebbero aderire, allora evidentemente ASVO potrebbe fare un ragionamento di temporalità più ampio, perché mi rendo anche conto che per fare questo tipo di servizio un'azienda come ASVO deve investire non soltanto in materiale umano, ma anche in strumentazioni adeguate per eseguire al meglio queste funzioni a cui noi andiamo a richiedere e a rinnovare questa sera con una cifra importante. E quindi pur facendo questa riflessione rimango tra le righe preoccupato che l'amministrazione di Portogruaro possa trovarsi sprovvista da qui al 31/12/2021 dell'apporto di ASVO, in quanto ancora, come sottolineato da qualcuno che mi ha preceduto, ci sente ancora troppo debole la presenza in questo importantissimo servizio di sfalcio del verde da parte di ASVO, cioè non si capisce bene se i problemi derivano da poca adesione dei comuni o se evidentemente il problema risale al fatto che ci sia poca disponibilità in termini numerici da parte dei dipendenti dell'azienda che possono dedicarsi a questo servizio. Grazie. Grazie consigliere Rodriguez. Consigliere Stival, a lei. Grazie Presidente. Anch'io credo di poter condividere le preoccupazioni, in parte le preoccupazioni del capogruppo Rodriguez, che ha fatto sì che si evidenzi appunto le criticità di un appalto corto, come giustamente dicevano anche gli interventi precedenti. Però è che riconosco che ASVO è comunque un'azienda che ha sempre dimostrato le capacità di organizzarsi e di organizzare quello che va a fare. Magari dovremmo, non lo so in che maniera, ma cercare di incentivare gli altri comuni ad aderire al servizio per dare più sostanza al tutto e sicuramente credo che ognuno di noi come consiglieri possiamo fare quello che facciamo sempre, monitorare il servizio per appunto cercare di trovare quelle che potrebbero aiutare nel superare le criticità che potrebbero emergere. Questo credo lo si possa fare appunto anche perché chi mi ha preceduto ha ricordato che ASVO comunque è un'emanazione anche del Comune di Portogruaro. Grazie consigliere Stival. Voleva dire qualcosa, assessore Giornazzo, brevemente? Sì, volevo solo volevo solo dire che io non entro nel merito nel piano aziendale dell'ASVO. Se l'ASVO vuole intraprendere questa strada, è giusto che la
secondo un mio modesto parere, è giusto che la intraprenda. Non è un'azienda senza esperienza, no, è vero, non avrà esperienza nel settore del verde, ma è un'esperienza e professionisti per valutare se questo lavoro lo può fare o no. Io non voglio entrare minimamente nel merito, nel piano aziendale dell'ASO. Dico solo una cosa, che l'ASO ha incominciato lo sfalcio dell'erba nel 2019. Nel 2019 è partita bene, dopo sappiamo che nel 2020, con la serie della pandemia, è stato un anno molto difficile, un anno con molte difficoltà, e tutte le lamentele che si sentivano, anche qualche lamentela che si sentiva l'anno scorso, l'erba alta, l'erba non alta, tagliata, cioè era anche dovuta al momento di pandemia che era in corso. Era molto difficile uscire, non si sapeva, cioè bisogna capire anche il momento. Dico solo che se adesso ha preso questo momento di riflessione è anche frutto di questa emergenza. Sono convinto e sono fermamente convinto che il comune di Portogruaro deve dare l'esempio agli altri comuni per dare questo servizio in house, perché è la mano lunga del comune, e questo mi preme dirlo. Dopodiché piccoli accorgimenti li abbiamo fatti. L'anno scorso si tagliava il primo metro, quest'anno abbiamo visto che tagliamo anche la scarpata. L'anno scorso non si tagliava il verde a mano, quest'anno si taglia anche il verde a mano. Cioè, abbiamo fatto degli accorgimenti che anche i cittadini che prima in qualche modo dicevano che il servizio era un po' carente, stiamo andando a fare un servizio buono. Voglio solo sottolineare che l'ASO adesso sta tagliando l'erba dei fossi e sta facendo anche la scarpata di 1 metro, perché dove l'ha fatta io non so se ce la fa perché in questo momento, ma fa la scarpata di 1 metro e sta facendo anche quello che ho visto io su quelle 2 frazioni, abitando a Pradiposto e a Lison, quelle 2 frazioni che le stanno facendo, le sta facendo in maniera molto ma molto bene. Grazie. Grazie Assessore Giornazzo. Se non ci sono altri interventi, io pongo in votazione il provvedimento. Chiedo al segretario per cortesia. Grazie. Florio Favero. Favorevole. Aredini Silvia. Mi astengo. Barbison Leonardo. Favorevole. Marcello Antonio. Astensione. Bravo Bertilla. Favorevole. Dalla Bona Paolo. Favorevole. Drigo Irina. Mi astengo. Mascarin Gastone. Favorevole. Morsanuto Angelo. Favorevole. Pizzolito Mario. Favorevole. Ret Maria Teresa. Astensione. Rodriguez Riccardo. Favorevole. Senatore Maria Teresa. Favorevole. Val Renato. Favorevole. Terenzi Marco. Astensione. Vindini Andrea. Mi astengo. E Zanuto Alessandra. Favorevole. Ok, il provvedimento è approvato, grazie. Sì. Sì. Io leggo il 13° punto. Approvazione della convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Portogruaro e Teglio Veneto. Visto in prima commissione, prego un attimo il Presidente, grazie. Allora, vista la richiesta del sindaco di Teglio Veneto in una convenzione e ritenuto lo spirito di collaborazione tra i due enti per la costituzione di una nuova segretaria convenzionata, con la copertura del servizio tramite il segretario comunale avvocato Cristiana Rigo, il quale, interpellato, ha espresso la sua disponibilità nell'accettare il nuovo incarico come nuova segretaria convenzionata. La gestione dell'ufficio di segreteria convenzionato avviene nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione.
Grazie Presidente Barbisani. Preciso una cosa, Sì. nella delibera, per correttezza, c'è scritto che assumeva la presidenza, le funzioni di segretario verbalizzante il dottor Dattri. Il dottor Dattri ha avuto un contrattempo, è dovuto andare a casa. Ritengo che possa farla io, anche perché si tratta del convenzionamento di un ufficio di segreteria e non della figura della segretaria comunale. Quindi non penso, e spero che siate d'accordo, insomma, che ci sia nessun conflitto di interesse da parte mia, insomma, ecco, anche perché non c'è, perché è una convenzione di segreteria. E poi volevo dirvi anche che andrò il giovedì pomeriggio quando il comune di Portogruaro è chiuso, quindi cercherò di andare quando appunto non c'è, quando è chiuso il comune di Portogruaro. Tutto qua. Ok. Prego, signor Sindaco, voleva dire qualcosa? Sì, la valutazione generale, perché giustamente anche prima la consigliere Areghini sottolineava l'importanza dell'organico, ma anche prima altri consiglieri. Fino ad oggi il segretario generale aveva anche la dirigenza di altri settori, come ben sappiamo, aveva il suo, però aveva anche il settore sociosanitario, la scuola, lo sport, aveva la biblioteca. E in questo senso, come sapete, è già stato aperto il bando che scadrà a pochi giorni per la nuova dirigenza per tutti questi settori. Quindi il 14% del tempo che il segretario dedicherà al Comune di Teglio, dove c'era già peraltro da tanto tempo, svolgeva il ruolo di segretario generale anche lì, non sottrae tempo a noi, nel senso che lei avrà solo il compito per l'84% solo per i compiti di segretario generale e i compiti e i settori inerenti. Tutti gli altri, come detto, ci sarà un nuovo dirigente e che è un carico molto gravoso, perché fino ad oggi ha sottratto molto tempo prima al dottor Ferrari e adesso in questi giorni alla dottoressa Rigo. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Se ci sono degli interventi, consigliere Terenzi? Solo per annunciare il voto favorevole del gruppo. Ok, grazie. È un orientamento positivo sia rispetto a quanto ha detto il segretario comunale, la segretaria comunale, il segretario generale comunale, sia per quanto ha detto il sindaco. Quindi rispetto a questa fattispecie voto favorevole. Bene, grazie. Se non ci sono altri interventi, poniamo in votazione. Prego. Florio Favero. Favorevole. Favorevole. Barbisan Leonardo. Favorevole. Bertoncello Antonio. Favorevole. Bravo Bertilla. Favorevole. Labona Paolo. Favorevole. Rigo Irina. Favorevole. Mascarin Gastone. Favorevole. Morsanuto Angelo. Favorevole. Tolito Mario. Favorevole. Ret Maria Teresa. Favorevole. Rodriguez Riccardo. Favorevole. Senatore Maria Teresa. Favorevole. Vival Renato. Favorevole. Terenzi Marco. Favorevole. Vigni Andrea. Favorevole. Canuto Alessandra. Favorevole. Ok, all'unanimità è passata. Passiamo allora al 14° punto. Convenzione per la gestione in forma associata della funzione di polizia locale tra i comuni di Portogruaro, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Gruaro e Teglio Veneto, vista in prima commissione il 21 aprile. Prego il Presidente, grazie. Allora, il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e precisamente l'articolo 30, dispone che gli enti locali possano stipulare tra loro delle apposite convenzioni al fine di svolgere funzioni e servizi determinante in modo coordinato. Il Comune di Portogruaro, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Gruaro e Teglio Veneto hanno considerato come ottimizzante per la funzione di polizia locale il modello di convenzione
dove questa approvata il 18 aprile del 2016 è divenuta pienamente operativa a partire dall'1/5/2016 per la durata di 5 anni. Quindi mantenendo gli stessi termini originali sia di durata che di recesso per singoli comuni, la prossima convenzione vedrà la scadenza l'1/5/2026. Grazie, consigliere Barbisano. Prego, signor Sindaco. Brevemente, solo per sottolineare il ruolo importante che ha questo comando nella città e come svolto dal comandante Poles, è superfluo dire che sono bravi, attenti, disponibili sempre, anche in questo momento di grande difficoltà. Non hanno periodi di stop, non si fermano mai, sono disponibili anche nell'urgenza breve. Quindi da questo punto di vista non siamo solo noi che però elogiamo il nostro comando, ma nell'incontro fatto con gli altri comuni sono elogiati anche dagli altri comuni, quindi vuol dire che svolgono un ruolo positivo in questa convenzione. Questo è solo una proroga, non c'è una nuova convenzione, la nuova convenzione la faremo il prossimo anno, però questo ci fa ben sperare che anche gli accordi futuri, magari aggiustati su certe piccoli dettagli, fa ben sperare che effettivamente il ruolo sia sempre più importante e soprattutto che le cose che servono per la nostra città siano realizzate da loro nel migliore dei modi. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Consigliere Senatore, prego. Sì, grazie Presidente. Ovviamente non posso che applaudire anch'io al comandante di polizia locale e a tutti gli agenti di polizia locale, vista poi anche la nuova collocazione nella quale è stato sistemato il comando, viste anche le nuove dotazioni, l'acquisto delle moto, quindi anche c'è la possibilità per gli agenti di spostarsi velocemente. Ritengo però che sarebbe utilissimo nella prossima convenzione andare a stimolare anche gli altri comuni verso l'assunzione di personale di polizia locale e limiti anche di stagionali, perché alcuni comuni, ma non solo quelli più piccoli, anche comuni un po' più grandi come quello di Concordia Sagittaria, dal punto di vista dell'organico sono in qualche modo carenti, perché magari c'è del personale che non è a tempo pieno, eccetera. Quindi magari nella prossima convenzione, io onestamente auspicavo fosse stato possibile rinnovarla già quest'anno con altri contenuti. Nella prossima convenzione secondo me sarà indispensabile andare a valutare effettivamente l'organico di polizia locale, perché l'eccellente lavoro che sta facendo il comandante Poles in strettissima collaborazione anche con le altre forze di polizia presenti sul territorio, cosa che si è molto vista nel corso di Covid, non venga sovraccaricato dalle esigenze che hanno anche gli altri comuni rispetto agli importi delle sanzioni del codice della strada. Sanzioni che ogni comune di convenzione indica nel proprio bilancio. Ragione per cui ci sono anche delle situazioni di, non dico obbligo, ma quasi, di andare a identificare la quantità di denaro di cui ogni comune ha necessità per il proprio bilancio. Quindi c'è bisogno di più personale anche da parte degli altri comuni, oltre a continuare a aumentare le dotazioni della nostra polizia locale. Grazie Presidente. Grazie consigliera. Consigliere Terenzi, prego. Sì, mi associo a quanto detto. Ritengo che sia un servizio per la collettività fondamentale, è un servizio anche di prossimità da diversi punti di vista, quindi bene che nel nostro comune venga implementato, bene che il nostro comune sia punto di riferimento di mandamento. Faccio una richiesta che avevamo già fatto nella scorsa consigliatura, proprio per l'importanza del servizio. Sarebbe opportuno che almeno ogni 6 mesi
in commissione si potesse fare l'audizione con il comandante o con chi per lui per una verifica dell'attività svolta e per l'evidenza di alcune criticità, in modo che poi quando il comune sarà nelle condizioni di dover rinnovare la convenzione, insomma tutto sommato noi consiglieri possiamo avere, l'amministrazione da una parte e i consiglieri comunali dall'altra, possono avere maggior contezza dei punti di forza, dei punti di debolezza e anche degli obiettivi di miglioramento, perché noi dobbiamo aiutarli questi nostri, io dico concittadini al servizio della comunità, a svolgere nel miglior modo possibile il servizio stesso e per la comunità di Portogruaro, ma per un mandamento ancora più largo. Grazie, consigliere Terenzi. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, poniamo in votazione il provvedimento. Punto 14, del giorno. Florio Favero. Favorevole. Regini Silvia. Favorevole. Barbisan Leonardo. Favorevole. Bertoncello Antonio. Bertoncello Antonio. Microfono. Favorevole. Bravo Bertilla. Bravo Bertilla. Favorevole. Dalla Bona Paolo. Favorevole. Rigo Irina. Favorevole. Mascarin Gastone. Favorevole. Borsanutto Angelo. Favorevole. Pizzolitto Mario. Favorevole. Rec Maria Teresa. Favorevole. Rodriguez Riccardo. Favorevole. Natore Maria Teresa. Favorevole. Val Renato. Favorevole. Terenzi Marco. Favorevole. Indigni Andrea. Favorevole. Danuto Alessandra. Favorevole. Approvato all'unanimità. All'unanimità. Benissimo. Passiamo ora al 15° punto. Approvazione e convenzione tra i comuni di Portogruaro e di Caorle per la gestione delle sepolture e dei servizi nel cimitero di Lugugnana a favore dei residenti nel comune di Caorle. Vista in prima commissione il 21 aprile. Prego, Presidente. Grazie. Le frazioni Castello di Brussa e Brussa, in territorio del comune di Caorle, con termini geograficamente alla frazione di Lugugnana nel comune di Portogruaro, di fatto molte più vicine al loro comune, e quindi per questo motivo che con delibera del Consiglio Comunale 3/6/2019 veniva approvata una convenzione della durata di anni 2 per le sepolture di propri congiunti nel cimitero comunale nella frazione di Lugugnana. La nuova convenzione, sempre della medesima durata, prevede una spesa forfettaria a carico del comune di Caorle di €500 per ogni operazione cimiteriale svolta a favore dei residenti in questo territorio. Grazie, consigliere Barbisan. Ci sono gli interventi? Consigliere Terenzi, a lei. Per esprimere voto favorevole, è un servizio che è stato normato e regolamentato principalmente e sicuramente a servizio dei cittadini ivi residenti, per cui credo che non ci siano motivi per dire qualcosa di contrario. Insomma. Grazie. Il signor Sindaco voleva aggiungere qualcosa? Sì, per sottolineare che certe volte la geografia non segna i confini corretti, la comunità di cui stiamo esaminando si sente parte integrante della comunità di Portogruaro e non si sente facente parte della comunità di Caorle. Bene avere bei rapporti col comune di Caorle, non solo dal punto di vista, abbiamo visto, della cultura, ma anche dal punto di vista della sensibilità rispetto a temi che sono molto importanti, quali la sepoltura dopo fine vita. Quindi ben venga questa convenzione che agevola questi abitanti al confine. Grazie. Volevo chiedere, Presidente, volevo chiedere soltanto una curiosità, perché probabilmente non ero attento non ero sufficientemente attento durante i lavori di commissione,
come mai si è pensato di rinnovare soltanto per altri ulteriori 2 anni e non magari prevedere una convenzione più lunga, visto che si tratta di un servizio utilissimo e che agevola molto i residenti di Brussa e Castello che sono contermini con il nostro comune? Grazie, solo questa curiosità. Sì, forse penso perché i tecnici sono andati un attimo a prendere un caffè, Io credo perché la richiesta del comune di Caorle, mi ricordo anch'io in commissione. Se non ricordo male, insomma, dovrebbe essere che la richiesta del comune di Caorle era contestualizzata in 2 anni. Era proprio la richiesta da parte loro, che non è allegata, però vediamo se è riportata un attimo. Comunque facciamo fare... Era anche un problema tecnico per monitorare in un tempo molto più corto e non lunghissimo la disponibilità dei loculi, perché ben sappiamo che deve essere monitorato anche questo, quindi il passaggio è stato fatto tecnico e anche di disponibilità, quindi nel tempo, fra 2 anni, non c'è problema per prorogare, ma c'è anche questo problema effettivamente. Sicuramente quello, sì. Grazie. Grazie, allora consigliere senatore, prego. Sì, grazie Presidente. Dice giustamente bene il sindaco, la geografia molte volte non collima con le realtà amministrative, la geografia sociale non collima con le realtà amministrative dei comuni, però l'amministrazione pubblica ha il dovere di trovare regole e di mettere in ordine l'uso dei beni di proprietà pubblica. Quindi la convenzione attivata nel 2019, se non sbaglio, 2018 con il comune di Caorle, andava a definire dal punto di vista della legittimità qualcosa che era già presente, che però non aveva dei suoi canali precisi nel quale scorrere. Quindi io credo che sia proprio compito della pubblica amministrazione di mettere in ordine magari situazioni assolutamente ben accettate dalla popolazione, che però magari non sono rispettose di quanto la pubblica amministrazione debba fare. Io volevo chiedere, ma ho già anche chiesto in commissione, se sia il caso di ridefinire gli importi che il comune di Caorle deve versare al comune di Portogruaro. Ricordo che quando abbiamo definito i termini della convenzione, i 500 euro non erano proprio quanto si sarebbe dovuto chiedere, cioè l'importo era decisamente maggiore. Ricordo anche la vicenda della non approvazione da parte del comune di Caorle in prima battuta di quanto aveva chiesto il comune di Portogruaro, anzi mi sembra, se non sbaglio, però scusate se può darsi mi sbagli, il comune di Caorle aveva proposto, mi sembra, 300 euro a sepoltura o 200 euro a sepoltura. Quindi magari se gli uffici fossero nella condizione di puntualizzare quanto sia il costo effettivo per il comune di Portogruaro, secondo me sarebbe una cosa corretta che il comune di Caorle corrispondesse il costo effettivo. Se è di più, sarà di più. Se dovesse essere nel tempo calato, magari si cala anche, però che ci sia una perequazione corretta della spesa. E comunque sicuramente è una bellissima cosa, bisogna andare in quella direzione, però per correttezza reciproca è giusto che né ci rimetta il comune di Portogruaro né ci rimetta il comune di Caorle, perché in ogni caso ci rimettono o i cittadini di Caorle o i cittadini di Portogruaro. Grazie consigliere senatore. Grazie. Grazie mille. Se non ci sono altri interventi, io pongo in votazione il provvedimento e chiedo alla segretaria. Florio Favero. Favorevole. Arreghini Silvia. Favorevole. Pisan Leonardo. Favorevole. Bertoncello Antonio. Favorevole. Aravo Villa. Favorevole. Labona Paolo. Favorevole. Rina. Favorevole. Mascarin Gastone. Favorevole. Morsanuto Angelo. Favorevole. Pizzolito Mario. Favorevole. Ret Maria Teresa. Favorevole. Rodriguez Riccardo. Favorevole. Senatore
Maria Teresa. Favorevole. Val Renato. Favorevole. Terenzi Marco. Favorevole. Digni Andrea. Favorevole. Danuto Alessandra. Favorevole. All'unanimità anche questo provvedimento. Grazie. Passiamo al 16° punto. Approvazione della convenzione con la città metropolitana di Venezia per l'istituzione dell'ufficio unitario di avvocatura civica metropolitana a rinnovo. Prima commissione il 21 aprile. Grazie Presidente. La città metropolitana di Venezia, con decreto legislativo 267 del 2000, al fine di garantire assistenza tecnico-amministrativa, ha avviato una serie di concrete iniziative alle amministrazioni, ricorrendo allo strumento della Convenzione per lo svolgimento di funzioni e servizi in modo coordinato. Una delibera di Consiglio Comunale, la numero 8 del 30 aprile 2018, il Comune di Portogruaro ha approvato una convenzione in oggetto e sottoscritta in data 11/5/2018 per la durata di anni 3, a decorrere appunto dalla data di sottoscrizione. La convenzione in oggetto, vista a breve la sua scadenza, potrà essere rinnovata di volta in volta per un periodo uguale o inferiore ad anni 3. Il Comune di Portogruaro beneficerà con questa convenzione di tanti servizi e parecchi obiettivi come elencati nella delibera del 14 aprile 2021. Grazie consigliere Balbisani. Anche qui chiedo se ci sono gli interventi. No, consigliere Terenzi, dichiarazione di voto. Il signor Sindaco voleva dire qualcosa? No, molto brevemente, non è una convenzione importante ma è determinante, perché serve sempre avere una consulenza con un'importante figura di avvocatura, in questo caso, per diminuire i contenziosi fra enti e cittadini, ma non solo, ma anche per risolvere, assistere e avere consulenza legale prima e post contenzioso. E noi l'abbiamo provato perché ogni giorno abbiamo motivo di chiedere consulenze e questo lo sappiamo tutti, è una convenzione importantissima e determinante, ripeto. Grazie, signor Sindaco. Sì, parere favorevole del gruppo. Terenzi, sì, prego, c'era lei. Parere favorevole del gruppo. Anche qui, essendo convenzioni che riguardano servizi di area vasta, periodicamente, poi si decida, periodicamente sarebbe interessante avere relazione, ma per avere contezza, ecco, così anche delle funzioni che questa avvocatura svolge nei confronti del nostro comune, ecco, tutto qua. Per sottolineare anche l'importanza e la forza di un servizio analogo, come diceva il sindaco. Certo, grazie. Consigliere senatore, prego. Grazie Presidente. Sì, dice giustamente bene il sindaco, è una convenzione di grande rilevanza anche perché mette in tranquillità chiunque del comune di Portogruaro, dirigenti, segretario, sindaco o comunque chi voglia usufruire di qualche informazione di tipo legale, perché sia l'avvocato Chiaia, che è il responsabile del settore, sia gli altri avvocati in città metropolitana sono sempre stati molto disponibili a rispondere a qualsiasi richiesta, a qualsiasi sollecitazione, molto disponibili anche a venire a Portogruaro oppure ad accogliere in città metropolitana. Quindi benissimo il rinnovo di questa convenzione, benissimo continuare sulla via della collaborazione con gli enti comunali e con gli altri comuni vicini a Portogruaro, proprio in un'ottica di gestione comune della cosa pubblica. Quindi annuncio il voto favorevole del gruppo senatore. Grazie Presidente. Grazie, grazie consigliere. Presidente. Sì, prego, consigliere Bertoncello. Come lei si ricorderà, nel passato ogni anno veniva affrontato in sede di, non mi ricordo se di bilancio, l'elenco lo stato delle cause sostanzialmente, dove veniva elencate le cause, quando sono nate, i tipi di fasi processuali che aveva, anche perché eventualmente si può anche mettere, potrebbe anche essere utili per il fondo di cui
cui si parlava durante il consultivo, insomma. Quindi io chiedo se lei lo ritiene anche lei, di verificare se con gli uffici una volta all'anno potessi informare il Consiglio sullo stato di avanzamento delle cause. Quali sono sullo stato di avanzamento? Sì, certo, mi pare che c'era già stata formulata anche questa richiesta, no? Che ci sta lavorando. Sì, ci sto lavorando. Ci sta lavorando Grazie. la segretaria, il segretario, insomma, ci sta lavorando e sicuramente sarà un documento che esamineremo. Troppe robe deve fare adesso. Guarda che la sentiamo, consigliere. Lo so, l'ho fatto apposta. Prego, Lei non può, noi non ci accorgiamo se ride. Florio Favero. Favorevole. Areghini Silvia. Favorevole. Barbisan Leonardo. Favorevole. Martoncello Antonio. Favorevole. Bravo Pertilla. Favorevole. Dallabona Paolo. Favorevole. Rigo Irina. Favorevole. Mascarin Gastone. Favorevole. Morsanuto Angelo. Favorevole. Titolito Mario. Favorevole. Ret Maria Teresa. Favorevole. Rodriguez Riccardo. Favorevole. Senatore Maria Teresa. Favorevole. Vival Renato. Favorevole. Renzi Marco. Favorevole. Vindigni Andrea. Favorevole. Danuto Alessandra. Favorevole. Benissimo, l'unanimità. 17° punto, approvazione dello schema di convenzione per la promozione e diffusione della cultura musicale sul territorio del Comune di Caorle e del Comune di Portogruaro tramite la Fondazione Musicale Santa Cecilia. Prima commissione il 21 aprile. Prego, consigliere Barbisan. Il Comune di Portogruaro, la Città Metropolitana di Venezia e la Fondazione Musicale Santa Cecilia hanno sottoscritto in data 12/12/2019 la convenzione regolante le modalità, sostegno e sviluppo dell'attività della Fondazione nell'ambito dell'area metropolitana di Venezia per gli esercizi 2020, 2021 e 2022. La Fondazione promuove ogni iniziativa utile a diffondere e a valorizzare la cultura musicale sia a Portogruaro che nei comuni limitrofi. È volontà del Comune di Portogruaro e del Comune di Caorle avvalersi di questa collaborazione della Fondazione per l'organizzazione di una serie di eventi concertistici da realizzarsi tra Portogruaro e Caorle nel biennio 2021 e 2022, nell'ambito delle edizioni 39esima e 40esima del Festival Internazionale della Musica. Grazie, consigliere. Qua so che anche il sindaco forse voleva fare una premessa e poi se no do la parola alla consigliera Ret. Prego, consigliera, lei. Consigliera Ret, prego, microfono. Sì, Sì. scusi, pensavo parlasse il sindaco, lascio la parola a lui se deve parlare, ci mancherebbe. No, mi ha detto ok, vada. Ah, ok. Allora sì, io avevo alcune domande in merito a questa proposta, insomma. La prima domanda è che tipo di visione c'è dietro questa convenzione e sono sollecitata a questa domanda soprattutto dalla parte della convenzione che riguarda la durata, no? Che anche il consigliere ha appena letto, cioè la durata è di 2 annualità non soggetta a rinnovo tacito e quindi mi pare di capire che ci sia una visione non di lungo termine dietro e volevo capire questo. Poi mi aveva incuriosito anche il punto 3 della convenzione, quello che sottolinea gli obblighi della fondazione e qui insomma alcune così domande possono essere sollevate. Si parla di una serie di eventi. Cosa significa una serie di eventi? Non è ben chiaro. Peraltro l'importo, insomma, l'impegno di spesa è di 15.000 euro. E anche in questo caso, insomma, chiedevo
con quale criterio è stato scelto un importo di questo tipo e quali sono le aspettative. Poi insomma mi chiedevo se a questa convenzione è intenzione far seguire anche altre convenzioni di questo tipo con gli altri comuni, e se sì, mi chiedevo appunto con quale progetto, perché altri comuni potrebbero aderire ad una proposta di questo tipo. Mi riferisco anche ai comuni piccoli che, a quanto so, insomma, spesso si propongono e accolgono, addirittura chiedono alla fondazione dei concerti, degli eventi musicali da poter offrire ai loro cittadini, e quindi in questo senso, insomma, avrei alcune domande. Non so se, Presidente, lei mi richiamerà perché vado fuori tema, ma volevo approfittare di questo punto all'ordine del giorno anche per fare altre domande riguardanti alla Fondazione, se è possibile, se no mi riservo di farlo quando ci sarà occasione. Sì, guardi, casomai se vuole ne parliamo e produce qualcosa anche per il prossimo Consiglio, perché come vi diranno poi i capigruppo, probabilmente noi andremo in prossimo Consiglio giovedì o venerdì. Questo è legato al problema del punto che non è passato prima, poi i capigruppo vi spiegheranno bene la motivazione. E quindi in questo caso non sarebbe all'ordine del giorno, tra l'altro abbiamo ancora altri punti e quindi... Va bene, Grazie. Non c'è problema, ci sarà occasione. Chi vuole rispondere, signor Sindaco, in questo... Prego. Microfono, Florio, grazie. Così cerco di dare risposte anche alla consigliera Red nel mio intervento. Faccio il cappello. La Fondazione Santa Cecilia finalmente ha una struttura definita, ha un CDA con persone altamente competenti, volonterose e con tanto entusiasmo. Revisori dei conti all'altezza e professionalmente validi. Abbiamo fatto il contratto recentemente, come sapete, con una artista di fama internazionale che è Alessandro Taverna, invidiato da tutti, penso, alla sua prima occasione come direttore artistico, ma questo fa ben sperare perché ci metterà ancora più entusiasmo, ancora più volontà di far bene. Questa convenzione è una convenzione voluta dall'amministrazione perché cerca di far capire che la fondazione non è solo di Portogruaro, è una fondazione che va al di là dei confini perimetrali del nostro comune. È una fondazione che è ben voluta da tutti e che è vissuta da tutti gli altri cittadini degli altri comuni. Abbiamo trovato fortunatamente sensibilità e attenzione da parte di Caorle, in primis, che ci ha dato subito la disponibilità di fare una convenzione per 2 anni, ma per un semplice motivo, che il sindaco Striuli è a scadenza fra 3 mesi e quindi non se la sentiva, giustamente, anche se ci credeva lui, il vice sindaco commisso, anche addirittura il vice sindaco commisso ha i figli che vanno a scuola, quindi anche lui è stato studente nel passato, non se la sentiva di fare una convenzione più lunga, perché giustamente diceva: se fra 2 mesi arriva un'altra amministrazione che non ci crede in questo progetto, non me la sento di prolungarlo. Sta a noi effettivamente dopo convincere anche la nuova amministrazione. È vero che gli altri comuni piccoli si sono interfacciati con la fondazione nel passato, però solo 2, Taglio Veneto e Gruaro. A questi la fondazione ha risposto con dei piccoli eventi musicali in risposta di un piccolo contributo economico. Ed è quello che vorremmo fare, vorremmo estendere a tutti i comuni del nostro mandamento, che sono 11, lo abbiamo già fatto, abbiamo già mandato la stessa identica convenzione a tutti i comuni e dalla prossima settimana, finito questo passaggio del doppio consiglio comunale, incontreremo anche questi piccoli e medi comuni
che comunque aderiranno, e io spero che diventi effettivamente una convenzione di tutto il mandamento che fa diventare ancora più forte la fondazione rispetto alla cultura della città metropolitana e della Regione Veneto. Con la Regione Veneto stiamo affrontando un terzo e ultimo problema, che è quello della gestione del teatro. Lo abbiamo sempre detto fin dall'inizio, ripetutamente, c'è il tentativo, e in questo mese sarà il mese risolutivo, nei prossimi 15-20 giorni, siamo a buon punto, non ve lo nascondo, anche se non vi nascondo che le difficoltà sono enormi, perché ci sono equilibri, ci sono teatri, non c'è solo un teatro che fa cultura nel Veneto, non c'è solo il Veneto, c'è anche il Friuli, e quindi, come si dice, mettere tutti i tasselli nel momento giusto e in breve tempo certe volte è impossibile. Ma questo ci fa ben sperare, perché se non ci riuscissimo nei prossimi 15 giorni continueremo questo lavoro per far sì che la fondazione sia sempre più forte e che faccia solo musica. Questo è il suo obiettivo. Il teatro deve essere gestito, ma non perché non deve fare teatro, ma perché teatro sottrarrebbe alla fondazione energia e denaro. E questo non deve essere, perché la fondazione ha tutte le possibilità, anche in futuro, nei prossimi anni, di essere sempre più internazionale e di avere un peso importante nel panorama nazionale. Per far questo ci vuole pazienza da parte di tutti, pazienza da parte nostra, che dobbiamo ripetutamente, come lo abbiamo fatto nell'ultimo mese, andare in regione al Palazzo Balbi, parlare con l'assessore alla cultura, parlare con l'assessore al bilancio, parlare con il braccio destro del presidente Zaia, con i presidenti della Commissione Cultura. Lo abbiamo fatto, ovviamente trovando anche, lo dico serenamente, anche grandi piccole difficoltà. Questo però non ci fa abbassare l'attenzione nostra, perché crediamo effettivamente che togliendo il teatro e quindi aumentando la capacità economica della fondazione, questo andrà tutto a favore della nostra associazione. Penso di aver risposto non solo alle cose che dovevo rispondere per la convenzione, ma anche a dei dubbi che giustamente ci sono ancora per quanto riguarda la gestione del teatro, e spero nei prossimi giorni di dare una risposta positiva anche in questo senso. Grazie. Grazie, Sindaco. Prego, consigliere Retta, secondo intervento, 5 minuti, prego. Sì, velocissima. Allora, ringrazio tanto il sindaco e mi affianco a lui nel congratularmi per insomma, il nuovo direttore, maestro Alessandro Taverna. Credo una scelta veramente importante e sicuramente che ci riempie di speranze e di gioia. Due sole domande ancora, sindaco, che non mi sono ancora chiare. Lei ha detto che ha inviato già questa convenzione a tutti i comuni, che poi li incontrerà e che comunque aderiranno. Io sicuramente non mi permetto di dire come bisogna agire, però forse il percorso poteva essere l'inverso, no? Nel senso, prima incontrarli, fare un tavolo di lavoro, decidere e capire insomma se c'era una condivisione, e poi eventualmente inviare le lettere. E la frase che lei ha detto, comunque aderiranno, però insomma mi fa ben sperare, quindi abbiamo la certezza che aderiranno. La seconda domanda invece è proprio in merito alla gestione del teatro. Io non ho ben capito, nel senso non ho capito cosa significa che togliere la gestione del teatro alla fondazione perché la gestione del teatro sottrae denaro, ha detto, comunque sottrarrebbe denaro e quindi per ottimizzare anche i costi. Questo passaggio non l'ho capito e non ho capito veramente, ma senza assolutamente intento polemico, perché togliere la gestione del teatro alla Fondazione Santa Cecilia, che è una fondazione legata al territorio, che ha una storia, che conosce il territorio, che conosce diciamo i gusti dei nostri utenti, che ha un legame forte, che anzi forse anche in previsione di questo allargamento a cui lei sta lavorando potrebbe essere consolidato non solo per quanto riguarda la musica, ma per quanto riguarda gli eventi culturali in senso lato. Quindi non capisco quale utilità ci sia per la città, quale utilità ci sia per la fondazione
e mi dispiace che una decisione così importante non sia stata condivisa né con il Consiglio, insomma, né in altri tavoli. Non capisco quindi quale sia il beneficio qualitativo, quantitativo in termini proprio di denaro, quindi economico-finanziario, e perché il teatro non può essere inteso come è sempre stato, anzi rafforzando questa intesa, non può essere inteso come un'attività che va insieme, coessenziale a quella della fondazione, oltre peraltro a dei temi che sono tecnici e che quindi sicuramente troveranno una risposta, come per esempio il tema del foyer della Magnolia, che insomma rimane difficile pensare, no, a queste due realtà completamente staccate. E peraltro penso anche a tutto il materiale che della fondazione che viene utilizzato per il teatro e viceversa. Quindi spero che insomma ci sarà modo di approfondire questo tema. Grazie. Grazie consigliera. Non so se il sindaco vuole replicare. Provo a rispondere brevemente. Gli incontri con i sindaci è naturale che li abbiamo fatti, perché noi ci incontriamo almeno 2 o 3 volte alla settimana online. Facciamo fatica a trovare dei tempi ulteriori, come ben sappiamo, perché le commissioni che abbiamo, gli enti che abbiamo, trovare anche spazi in periodo di pandemia. Voi sapete benissimo, per esempio, che il sindaco di San Michele Tagliamento è rimasto a casa 1 mese perché ha avuto il Covid. E quindi in questo periodo l'unica cosa che possiamo fare è telefonarci un po' alla volta, incontrare uno alla volta e trasmettere questa intenzione, dicendo che il passaggio con Caorle lo abbiamo fatto. Caorle è andato in consiglio comunale prima di noi, perché ci credeva ed è andato prima di noi. E quindi fa ben sperare. È ovvio che io sono una persona positiva in questo senso, quasi sempre, e quindi ho detto che ci riusciremo a convincerli. Poi se uno, spero di non andare sul rogo se qualcuno mi dirà di no, perché effettivamente ci perderanno loro e non noi. Dal punto di vista del teatro è semplice la gestione. Noi andremo in negoziato se non troviamo altre soluzioni. E quindi il negoziato significa che la Fondazione Musicale pagherà lo stabilito dalla nostra convenzione, ammettiamo che sia lo stesso costo dell'ultima convenzione, 135.000 euro. Poi noi a un certo punto, perché questo costo è sottovalutato, dovremo come amministrazione, come soci, dare altri 50-60.000 euro e poi darne altri 40.000 euro per la gestione della programmazione teatrale. Somma 200, perché i numeri bisogna certe volte dirli per avere la consapevolezza dei percorsi che dobbiamo fare. Quindi il costo del teatro, delle uscite, senza contare ovviamente le entrate che ci sono, le uscite sono 240.000 euro. Le entrate sono le stesse medesime ogni anno, non è che il teatro amplia le sue capacità e andiamo da 620 il prossimo anno a 1000 utenti, quindi alla fine le entrate saranno sempre le stesse. Dobbiamo cercare di diminuire i costi e questo è quello che cerchiamo di fare. Dobbiamo trovare una soluzione, ovviamente l'unica soluzione è quella tramite la Regione Veneto, che trovi un meccanismo per abbassare i costi di gestione del teatro. Se ci riusciamo subito saremo bravi, se non ci riusciamo subito cercheremo di raggiungere questo obiettivo nei prossimi 2 anni. Se non ci riusciamo, vuol dire che non siamo riusciti nell'intento, forse per qualche errore cercheremo di correggerlo e andremo avanti con questa convenzione, e questa convenzione purtroppo avrà quei costi che vi ho detto prima. L'unica alternativa è cercare una via di uscita che penso sia positiva per tutti. Ovviamente questa convenzione non significa dire che il teatro, se dato in gestione a un terzo, non ci sarà la possibilità di essere utilizzato dalla fondazione, anzi avrà la stessa convenzione, cioè sarà utilizzata gratuitamente dalla fondazione per quel numero di giornate che sono attribuibili agli eventi della fondazione.
In più ci saranno le giornate gratuite per il comune, per le giornate che ha stabilito fin dall'inizio della convenzione. Non ci saranno novità dal punto di vista dei rapporti, si vuole cercare di spostare soltanto la spesa che ha adesso la fondazione a un ente terzo. Se ci riusciamo sarebbe un buon obiettivo. Grazie, signor Sindaco. Consigliere Areghini, prego. Sì, grazie Presidente. Mi accodo a quanto detto dalla consigliere Rett, che giustamente ha fatto tutte sacrosante domande al Sindaco, a cui ne aggiungo una rispetto al teatro, rispetto anche a quanto detto, ed è una domanda veramente, nel senso che mi pare, se non mi sbaglio, che ci sia anche del personale dedicato all'attività del teatro. Quel personale che fine dovrebbe fare? Cioè verrà reimpiegato in attività di altro genere o non lo so, cioè, so stasera questa cosa del teatro, quindi è veramente una domanda. Anche perché io personalmente faccio canto e studio canto lirico, quindi sono vicina a questo settore. È interessante la cosa che ha detto il Sindaco rispetto al fatto che vuole potenziare proprio la dimensione musicale della fondazione. E io però mi chiedo, cioè, come riusciamo ad andare in questo senso? Nel senso che negli anni, per esempio, penso alla questione del liceo musicale. Se abbiamo un liceo musicale che funziona ed è presente e arricchisce la nostra formazione, e in questo momento mi risulta, qualcuno mi dica il contrario, non c'è almeno nella didattica, una dimensione di collaborazione con la fondazione, che è un ente che da 100 e passa anni, quasi 180 cos'è sono, un ente che qui da questo tempo, che fa attività didattica e musicale di qualità e di livello. Per esempio, da questo penso che sarebbe importante partire, anche pensando magari a una formazione legata alla fascia bassa di età e magari poi all'alta qualificazione di eccellenza post diploma. Se questo è l'intento, come ha detto il Sindaco, penso che questa potrebbe essere una cosa che bisognerebbe iniziare a ragionare. Nel passato ricordo che c'erano anche volontà di andare, giustamente questa convenzione incontra comunque il nostro favore, perché quando si coinvolge il territorio, l'abbiamo già fatto anche nel passato, la fondazione deve avere un ampio respiro, almeno quantomeno nel Veneto orientale. Prima giustamente il Sindaco parlava di non confini. Mi pare che in passato ci fosse anche l'intenzione di dirigersi verso scuole musicali anche del Friuli, mi pare forse di Lattisana, quindi forse anche in questo senso, se l'idea è questa, sarebbe forse bene ragionare su delle sinergie anche su questo, e credo che il consigliere Rett sarà d'accordo con me nel dire che sarebbe bello anche essere coinvolti in queste cose. C'è una commissione dedicata, la fondazione è una parte eccellente, importante del nostro territorio, sarebbe anche interessante essere veramente a conoscenza e messi anche magari a proporre delle cose e delle idee. Ovviamente la convenzione è da noi accolta favorevolmente, speriamo anche che ci siano più territori e si riesca a fare più sinergia, perché se non si trovano le risorse, la musica, lo spettacolo, i teatri fanno seriamente fatica ad andare avanti. Quindi senza le risorse noi possiamo avere tutte le più belle idee del mondo, però giustamente, come dice il signor Sindaco, bisogna assolutamente non arrendersi con gli enti sovraordinati. Forse bisognerebbe anche puntare a qualche ente sovraordinato, cioè fare qualche ragionamento anche a livello ancora più sovraordinato, ragionare, visto che l'ente di eccellenza. Mi accodo alla questione, all'accogliere Alessandro Taverna come direttore, e sono sicura che l'entusiasmo, come ha detto il Sindaco, sarà importante. Certo che spero che abbia a disposizione tutte le risorse possibili per dare il meglio di questa ente, che
ha bisogno di riconquistare un'eccellenza e una dimensione, come ha detto il sindaco, internazionale, territoriale, importante. Se non riusciamo a metterci risorse, ad avere progetti a lungo termine, come ha detto il consigliere Rett, e anche con un certo livello di innovazione, questo sarà difficile. Per quanto riguarda il teatro, anche su questo ricordo che c'era un progetto di rete di diversi teatri, c'era l'Astra, c'è San Stino, c'è San Vito, forse anche su questo si potrebbe ragionare, però su questo attendiamo i dati del sindaco rispetto alle economie e i vantaggi che ci possono essere su una gestione affidata all'esterno, su cui sinceramente io ho su cui esprimo qualche dubbio, però chiaramente attendiamo tutti i dati che ci porrete in visione. Grazie. Grazie consigliera. Presidente, posso rispondere o no? Sì, prego. Allora, ci sono certe domande a cui posso rispondere, altre no. Dipendenti, certo, l'abbiamo messo perfino nella convenzione dell'Interporto e quindi non vedo il motivo per cui non possiamo mettere senza soluzione di continuità dal punto di vista lavorativo. Dipendenti che ci sono al teatro, che sono di chiara espressione del teatro, quindi sono 3. Uno il tecnico delle macchine, delle quinte, e poi 2 amministrativi. Il totale di spesa di questi 3 dipendenti sono 80.000 euro. Quindi dei 135.000 euro che prendeva effettivamente la Fondazione Santa Cecilia per la gestione del teatro, 80.000 euro li spendeva soltanto per i 3 dipendenti. Per il rapporto liceo-fondazione, liceo per le scuole musicali non so rispondere su questo, non sta a noi come soci individuare le possibilità di interrelazioni musicali. Lo farà Taverna, lo farà Pagotto, il maestro di musica. Posso darvi la novità che al Musile, il sindaco di Musile mi ha chiamato, loro con la scuola Monteverdi, che hanno 200 allievi, sono andati in difficoltà, ma questo mi sembra di averlo già detto in consiglio comunale, sono in difficoltà perché il direttore sta chiudendo e loro sono disponibili ad essere, lasciatemi dire questa parola che è brutta, ma assorbire dalla scuola della Fondazione Musicale Santa Cecilia. Quindi la scuola musicale Santa Cecilia anche su questo settore diventerà ancora più importante nella formazione della musica dall'inizio, da quando si è bambini. Ultimo passaggio, la Fondazione avrà altre possibilità. Certamente se ci fosse un gestore terzo del teatro che poi avrà la programmazione, o anche un quarto avrà la programmazione teatrale, dovrà comunque interfacciarsi con la Fondazione, perché ci sono degli eventi che ovviamente devono parlarsi fra di loro. Vi faccio un esempio. In programma c'è il Da Ponte Day, e il Da Ponte Day è attivabile con i 4 comuni che vi dicevo, quindi Vittorio Veneto, Castelfranco, Asolo e Portogruaro, perché già loro lo avevano messo anche loro in programma, e c'era la disponibilità da parte nostra di capire se si poteva fare un gemellaggio culturale con la città di Cremona, perché hanno Stradivari Day. Io mercoledì prossimo, casualmente, ma fortunatamente, ma perché le relazioni sono tante, ne cerchiamo tante, andrò a conoscere il sindaco di Cremona, il direttore artistico del museo dei violini Stradivari e il museo di questo grande centro culturale, proprio per capire se c'è la possibilità anche in questo caso di parlarsi. Parlarsi significa fare un bel evento di cui noi abbiamo la Dintino, il mezzo soprano Dintino, che sicuramente la consigliere Rareghini conoscerà, che è di San Vito al Tagliamento, vive a San Vito, ma vive tanto a Bologna. L'abbiamo già contattata e lei è disponibile per essere anche lei in questo caso un po' da direttore artistica per questo evento in costruzione. Se succede, quindi c'è una commistione fra teatro e Fondazione Musicale Santa Cecilia, e dovrà essere sempre così se vogliamo far crescere a livello culturale questo grande centro che è lì in piazza Marconi. Grazie. C'è il consigliere Terenzi. Brevemente, ma l'argomento è interessante, importante, e anche se l'ora è tarda,
brevi cose, ma giusto per dare riscontro anche alle cose che hanno detto le mie colleghe e soprattutto quello che ha detto il sindaco, perché insomma il sindaco ha detto delle cose interessanti, nel senso che spero, sindaco, possono essere oggetto di un confronto anche negli organi consigliari, ecco, perché il tema del Santa Cecilia è un tema sensibile, ma è sensibile perché il Santa Cecilia è radicato da più di un secolo nella nostra storia e perché è un'eccellenza ed è un driver non solo per Portogruaro, ma mi permetterei di dire per il Veneto orientale, addirittura per la città metropolitana, insomma, diciamolo chiaramente. Quindi è un tema che va curato, quindi bene l'intenzione, l'intendimento di rafforzarlo, bene questo nuovo consiglio di amministrazione, bene Taverna. Ecco, quello che secondo me dobbiamo anche, su cui dobbiamo ragionare, non è solo sul versante dei fattori impegnati e dei costi. Lei ha enumerato giustamente, perché poi la sostenibilità delle cose è fondamentale. Quindi abbiamo parlato dei costi. E però c'è l'altra questione che deve essere valutata, e cioè il driver e il moltiplicatore delle attività che a loro volta possono generare ricavi, possono generare introiti. Ecco. Allora, anch'io condivido quanto hanno espresso bene la collega Rette e la collega Righini. Cioè il teatro potrebbe essere davvero un elemento di sistema. E non lo so se l'affidamento a soggetto terzo esterno possa generare quel quid o quell'elemento che possa in qualche modo anche riequilibrare, no? la questione dei costi del teatro. Non lo so. Il teatro è ovviamente un sistema complesso, lo sappiamo tutti, e d'altra parte una cittadina come Portogruaro un teatro lo deve avere, fuori di discussione. Però, ad esempio, io non ho sentito ma è un fatto, e c'è una galleria adesso, cioè ci sono dei posti suppletivi, dei posti aggiuntivi. Ecco, allora quelli in sé dovrebbero generare anche degli introiti altri. Per cui io non mi fermerei solo sul versante dei costi. Direi piuttosto cerchiamo di capire che ruolo può avere il Santa Cecilia e quali attività può sviluppare. A me piace molto pensare il teatro come al centro di un sistema fatto da comune, fondazione e teatro stesso. Ecco. Dopodiché vanno trovate delle sinergie, ha ragione il sindaco, perché poi le cose devono stare in piedi e magari la regione può aiutarci da questo punto di vista, visto che fra l'altro, non dico nulla di nuovo, insomma la regione dà tanti soldini alle fondazioni Teatro Fenice e alla Fondazione Arena di Verona. Ecco, è ovvio che il Santa Cecilia, che è la terza fondazione della regione, è un po' più piccolina, ma merita attenzione e merita rispetto. Ecco, quindi anch'io penso e ritengo che debba essere sviluppata un pensiero, che al centro ci debba essere la Fondazione Santa Cecilia. Secondo me il teatro adesso ha delle potenzialità ulteriori, c'è la galleria, e comune, fondazione e teatro insieme possono generare un sistema. Non lo so se un soggetto terzo che viene da fuori, che non ha radicamento, che non conosce bene l'ambiente e il territorio, è vero, può essere anche attrattivo nei confronti di altri soggetti, ma non lo so se possa essere messo in grado di ottimizzare l'utilizzo del teatro. Comunque sono delle suggestioni di tarda ora. Quello che vorrei dirle, sindaco, è che prima che l'amministrazione prenda le dovute decisioni che gli competono, fra l'altro, ci mancherebbe, ecco, si faccia un ragionamento insieme, perché la fondazione è un bene comune, ecco, è un bene comune. È inutile dire che voteremo a favore di questo punto all'ordine del giorno. Grazie consigliere Terenzi. Abbiamo lo schema di convenzione da approvare, non andiamo a ragionare, poi al limite facciamo un argomento futuro su quanto, perché so che
il mondo di Santa Cecilia del teatro prende sempre, però ricordiamoci che noi adesso in questo momento discutiamo della convenzione, proposta di convenzione. Presidente, doveva intervenire? Sì, velocemente. Beh, intanto dico al sindaco, beato lei che va a Cremona a vedersi gli Stradivari. Detto questo, un accenno, lo faccio veloce, Presidente, lo so che non c'entra, però parliamo di spettacolo, parliamo di artisti, parliamo di... Allora, vede, mi scusi, consigliere Arrighini, allora avete anche voi la scaletta del Consiglio Comunale. Se lei mi riprende perdiamo più tempo, è una parola veloce. Avete tutti quanti lo schema della convenzione. Io ho l'ingegner Bonora che mi raccomanda di chiedere a tutti quanti 10 minuti di proroga per la rotonda di Lison, perché è fondamentale votarla. Allora, cercate di capire anche la situazione. Prego, faccia veloce. Io cerco di capire, Presidente, però ci sono stati altri consiglieri che hanno parlato di un altro punto, in un altro punto. Io ci avrei messo un secondo a dire quello che stavo per dire. Lo sto dicendo. Di non dimenticarsi di tutta quella realtà musicale di operatori che riguarda lo spettacolo, che vanno anche al di fuori, che sono all'interno della fondazione, ma anche al di fuori della fondazione, che hanno bisogno di aiuto, specie in questo periodo di pandemia. E concludo, ecco. No, grazie. L'ho detto perché ritenevo corretto. Ok, benissimo. Poi c'era qualcuno che mi chiamava. Presidente. Prego, consigliere Rodriguez. No, lo so che l'ora è tarda, però l'argomento è accattivante, interessante. Allora restiamo sulla convenzione, per favore. Però volevo fare alcune considerazioni. Una ne faccio, così la accontento e si placca. È vero che stiamo parlando di convenzione ed è un bellissimo segnale. È un altro bellissimo segnale il fatto che Caorle abbia dato la propria disponibilità biennale, perché l'amministrazione, come ha detto il sindaco, è in scadenza di mandato. Bene anche che si sia inviato questa convenzione anche agli altri comuni, facendo in modo che qualcun altro possa aderire, speriamo nel maggior numero possibile. Però tra i miei desiderata, io so quanto ci tiene il sindaco al mondo della cultura, ce l'ha dimostrato anche questa sera, ha anticipato importanti iniziative da qua a venire. Il mio desiderata per quanto riguarda la Fondazione Santa Cecilia, ed è giusto che io lo dica perché ogni consigliere può esprimere il proprio pensiero liberamente, a prescindere dall'orario e da quello che vogliono i dirigenti rispetto a opere che devono essere approvate, però vorrei sperare che entro questa consigliatura non si addivenisse soltanto una convenzione fra comuni, ma che la Fondazione Santa Cecilia, per storia, per potenzialità e per come io ci credo e per quanto io ci credo, e credo anche tutti i colleghi che siedono attorno a questo consesso, si possa arrivare a fare in modo che, so che è un passaggio difficile, sarebbe epocale, che tutti i comuni del mandamento potessero diventare soci addirittura della fondazione. Allora sì, in questo modo scusate, si era bloccato, scusate consigliere Rodriguez, può riprendere un attimo perché si era bloccato a mezzanotte e adesso Andrea l'ha riattivato. Stavo dicendo che tra i miei desiderata, visto che ci ha illustrato il sindaco di importanti iniziative che riguardano la Fondazione Santa Cecilia, che è un ente al quale io credo moltissimo per storia, per cultura e potenzialità, io vorrei sperare che oltre all'attivazione di questa convenzione, entro questa consigliatura si possa addivenire, sarebbe epocale, e mi rendo conto perfettamente che è difficile, ma sarebbe veramente storico e di portata importante per la Fondazione Santa Cecilia per strutturarla definitivamente, fare in modo che i comuni potessero un giorno diventare soci effettivi della fondazione, e sarebbe un salto che ci consentirebbe di avere una visione veramente futuribile di questo importante ente culturale che rappresenta la terza fondazione nel Veneto. Quindi mi affido
alle capacità di tutti noi per fare in modo che la fondazione possa finalmente tornare allo splendore di qualche anno fa, che l'ha vista varcare e portare in riva all'Emene personaggi di caratura internazionale. Mi affido alla passione incondizionata del sindaco rispetto alla sua sensibilità verso la cultura, e quindi forse il mio resterà un sogno, ma nella vita è giusto anche sognare che si potesse veramente rafforzare in modo notevole la potenzialità della fondazione. Non voglio dilungarmi poi, perché sennò lei mi toglie la parola. Vorrei anche dilungarmi sul fatto dell'eventuale gestione, tra virgolette, separata tra fondazione e teatro, ma qui mi fermo perché ora è tarda. Però l'argomento è talmente accattivante, talmente importante, talmente coinvolgente dal punto di vista culturale, che ritengo che un argomento di questo tipo, dopo che il sindaco sarà andato a godersi gli Stradivari e magari portando a casa importanti accordi con il sindaco di Cremona, sarebbe importante che si potesse fare una commissione ad hoc affinché si possano avere tutti gli ultimi aggiornamenti, e magari aggiornamenti positivi e importanti che possono dare un futuro luminoso a una fondazione che merita rispetto, crescita, patrimonio, cultura, visto anche gli sforzi che questa nuova amministrazione targata Florio Favaro ha fatto dal momento del suo insediamento, visto che ci siamo trovati con dei bilanci che l'amministrazione ha dovuto approvare velocemente. Io so quanto è costato fare questo ad un'amministrazione che si è insediata il 21 di aprile come consiglio comunale, come sindaco il 7 di ottobre del 2020, e quindi dobbiamo metterci in testa che per una volta, per una buona ragione culturale e storica della nostra città, dovremmo lasciarci alle spalle quelli che sono gli schemi ideologici di ciascuno di noi, ma cercare veramente di fare squadra rispetto a un argomento non importante, fondamentale per noi. Grazie. Grazie consigliere Rodriguez. Allora io propongo adesso in votazione il provvedimento. Prego, segretario. Lorio Favero. Favorevole. Arreghini Silvia. Favorevole. Barbisano Leonardo. Favorevole. Bertoncello Antonio. Favorevole. Bravo Bertilla. Favorevole. Dallabona Paolo. Favorevole. Brigo Irina. Favorevole. Mascarin Gastone. Favorevole. Bosanuto Angelo. Favorevole. Pizzolito Mario. Favorevole. Ret Maria Teresa. Favorevole. Rodriguez Riccardo. Favorevole. Senatore Maria Teresa. Favorevole. Stival Renato. Favorevole. Terenzi Marco. Favorevole. Bindini Andrea. Favorevole. E Zanuto Alessandra. Favorevole. Unanimità. Unanimità, il provvedimento è passato, grazie. Allora adesso scusatemi che vi spiego. Noi faremo consiglio comunale venerdì. Perché facciamo venerdì? Poi i capigruppo con i quali abbiamo prima discusso sotto l'aspetto anche tecnico vi spiegheranno il perché. Quindi riprenderemo il 6° punto all'ordine del giorno, quello che non è stato approvato, e poi a seguire avremo la votazione del Gervino e gli ordini del giorno e le mozioni. Io vi chiedo, se è possibile, se no anche questo va a finire venerdì, però l'ingegner Bonora mi chiedeva per cortesia uno sforzo di un quarto d'ora per approvare la variante al PI numero 12 finalizzata alla localizzazione dell'opera pubblica denominata realizzazione di una intersezione a rotatoria in località Cagaiotto di Portogruaro al chilometro 56
più 1000 della superstrada 14 della Venezia Giulia. Riscontro alle osservazioni pervenute ed approvazione. Vista in quarta commissione, io vi chiedo se è possibile, se possiamo fare questo punto, andando incontro alla richiesta dei tecnici, e poi noi venerdì completiamo il resto dei punti, riprendendo anche il sesto, e poi in questi giorni capiamo anche il perché. È fattibile? Lo facciamo? Sì. Allora, il Presidente di Commissione... Presidente, sì. Benissimo la proposta, ma direi che dopo questo punto c'è anche la Commissione del Primo Gervino, che sarebbe una votazione velocissima. Sì, però parlavo col segretario, va benissimo anche venerdì, non è un problema, cioè, perché poi voi sapete che il sindaco ha già dato indicazione che andiamo verso il 2 di ottobre poi quindi c'è tutto il tempo, e quindi cioè, se volete facciamo anche quello, però io vi chiedo il quarto d'ora per l'Ison. Ma sa perché? Perché andremo ad appesantire meno i lavori che saranno comunque sostanziosi nel Consiglio di venerdì, ha capito? Visto che si tratta di una votazione. Abbiamo 4 punti, 4 punti. No, dico, quindi se facciamo questa qui della rotonda, facciamo il Primo Gervino. Vabbè, per me va bene, intanto facciamo la rotonda. Se il Presidente di Commissione fa un piccolo preambolo. Sì, signor Presidente. Allora si tratta della variante al piano di interventi numero 12, finalizzato alla localizzazione della realizzazione della rotonda in località Cagaiotto presso l'Ison. Attività iniziata già da qualche anno, che si conclude nella procedura di approvazione della variante, prendendo atto dell'assenza di osservazioni di carattere urbanistico dell'opera. Si prende anche atto dei pareri obbligatori pervenuti, Commissione VAS, Genio Civile, Consorzio di Bonifica, e si conclude il procedimento urbanistico. Sono pervenute alcune osservazioni, anzi sono andate alcune osservazioni da parte dei residenti di attività commerciali che non avevano pertinenza urbanistica e rispetto alle quali ANAS ha già risposto. Sono stati effettuati tutta una serie di interventi, l'ingegner Bonora ha provveduto a rispondere in maniera dettagliata e la Commissione non ha espresso dinieghi rispetto a quanto discusso. Grazie Presidente. Grazie consigliera. Ci sono degli interventi in merito? Se posso brevemente. Sì, consigliere Stivali, prego. Sì, no, la mia non è una osservazione di carattere urbanistica, né tantomeno per quanto riguarda questa variante. Ci dà l'opportunità di, sperando che venga realizzata presto la rotonda, di mettere fine a quel problema annoso di quell'incrocio. Vorrei che, partendo da questa, trovassimo l'occasione anche di caratterizzare le rotonde, magari ricordando il luogo dove sono. Siccome l'Ison comunque è patrimonio di tutto quanto il comune di Portogruaro per quanto riguarda la produzione del vitivinicola, magari potrebbe essere elemento di riconoscimento di quella rotonda che la gente, per chi ci passa, visto che si tratta di una statale, che riconosce la nostra località di Ison. Tutto qua, grazie. Grazie consigliere Stivali. Consigliere, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, io pongo in votazione il provvedimento. Prego, segretario. Florio Favero. Favorevole. Reghini Silvia. Favorevole. Barbisan Leonardo. Favorevole. Bertoncello Antonio. Favorevole. Bravo Bertilla. Favorevole. Dallabona Paolo. Favorevole. Drigo Irina. Favorevole. Mascarin Gastone. Favorevole. Morsanuto Angelo. Morsanuto Angelo. Angelo. Favorevole. Sì. Pizzolino Mario. Favorevole. Ret Maria Teresa. Favorevole. Rodriguez Riccardo. Favorevole. Senatore Maria Teresa. Favorevole. Val Renato. Favorevole. Terenzi Marco. Favorevole. Vindini Andrea.
Favorevole. Granuto Alessandra. Favorevole. Perfetto, all'unanimità abbiamo votato e accontentato anche i te che sono rimasti con noi. Allora io adesso, siccome non voglio imporre niente, chiedo all'Aula se ritenete che facciamo anche la votazione del Gervino. Per me il problema non si pone. Ditemi voi. Guardate che lunga la votazione, perché La votazione, allora, giusto per ricordare a tutti, è una votazione segreta, quindi dovremo tutti votare nel telefonino, votare al segretario che dopo deve tradurre, trascrivere. Io direi che sinceramente, per carità, noi abbiamo 4 punti venerdì. Sì. Quindi anch'io sono dell'avviso, il mio gruppo è dell'avviso di limitarci all'estrema urgenza di cui abbiamo avuto ora contezza, abbiamo votato, non c'è motivo di non rinviare a venerdì, ci vediamo venerdì. Sì, abbiamo 4 punti, non ne aggiungo altri, quindi questi saranno. Riprendiamo il sesto, poi i capigruppo vi spiegheranno il perché e abbiamo la mozione e gli ordini del giorno. Quindi avremo tutto il tempo per discuterli, per evaderli. D'accordo? Sì. D'accordo, allora, buona serata, buonanotte a tutti. Grazie a tutti. Buonanotte. Buonanotte, grazie. Notte.